Buon sabato, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Antenna 3 si parte con una nuova prima edizione in pieno silenzio elettorale. Dunque oggi ci occuperemo di svariati temi che di fatto riguardano l'attualità nel nostro territorio, ma non soltanto. C'è molta cronaca di cui vi dobbiamo dare conto, diverse iniziative cadute proprio nella giornata di oggi, e tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Christian Arboit da Cessalto. Parleremo con il mondo delle cooperative, Confcooperative, Caro Energia, poi parleremo di quanto i costi delle bollette stiano mettendo in ginocchio i centri servizi per le famiglie e per gli anziani, parleremo di turismo con le opportunità delle colline dell'UNESCO e quindi il brand UNESCO, e poi parleremo di scuola, alternanza scuola-lavoro con la preside dell'Istituto Max Planck e il segretario generale della CGIL di Treviso. Questo è il nostro parterre. Io vorrei dare davvero in apertura la linea al nostro Christian Arboit, che da questa mattina è a Cessalto. Il tema è quello degli incidenti stradali, il tratto maledetto, ve ne abbiamo parlato diverse volte purtroppo. Eccolo Christian, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo sul piazzale della SME di Cessalto. Qui a pochi passi c'è l'autostrada, te la mostro, l'autostrada maledetta, così è stata definita più volte, questo tratto della 4 che spesso, troppo spesso, riserva tanti incidenti anche con esiti tragici. Da qui l'iniziativa di questa mattina a Cessalto, che arriva dopo un'estate nera sul fronte dell'incidentistica stradale, tantissimi i morti, e sappiamo che nella Marca in particolare si è registrato un andamento anomalo, per utilizzare le parole del procuratore capo di Treviso Martani. Una celebrazione, quella di stamattina, molto sentita, organizzata dall'associazione Il Melograno con l'amministrazione comunale di Cessalto e anche la conferenza di sindaci dell'ULS 2, la provincia, che stanno portando avanti una vera e propria task force sul fronte della sicurezza stradale. E poi le parole del parroco Don Mauro, che ha detto: non sentitevi onnipotenti alla guida, ogni vita umana è preziosa. Si è lanciato un potente messaggio da questo punto di vista, Anna, e qui con me c'è una persona, c'è un uomo che ha avuto un incidente stradale e da allora la sua vita è cambiata. Saluto e ringrazio Stefano Nadalla. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, ci vuoi raccontare la tua esperienza? Io ho avuto un incidente stradale 33 anni fa. Sono salito per la prima volta in macchina con dei ragazzi e purtroppo per colpa della velocità siamo usciti di strada. Io sono rimasto tetraplegico, vuol dire che ho una lesione midollare, sono rimasto paralizzato dal collo in giù praticamente. E la mia vita in un attimo è stata sconvolta. Io avevo 20 anni e mi sono trovato così. La vita è cambiata in un secondo e la mia famiglia, tutti quanti noi, abbiamo dovuto andare avanti e tutto è cambiato. Io sono qui per testimoniare a tutti quanti, alle persone, ai giovani e non solo ai giovani, che alla guida ci vuole prudenza e bisogna stare attenti. Perché poi quando succede un incidente, a chi va bene non si ricorda più, e chi rimane paralizzato, chi ha le conseguenze fisiche, rimane il problema a lui e alla famiglia, e agli amici e alle persone che gli stanno accanto. E chi commette certi incidenti a volte per imprudenza, perché non ci pensa, perché pensa di essere Schumacher o Leclerc, e poi ti ritrovi così a vivere e a scombinare tutta la famiglia. Stefano, quindi da allora la tua vita chiaramente è cambiata. Mi hai parlato prima dell'amore anche della famiglia, quello che fa la differenza molto spesso. La famiglia, gli amici e le persone che ti danno una mano, perché molto spesso chi commette incidenti stradali, soprattutto quelli gravi, poi si dimentica di cosa ha fatto. E la vita è difficile poi andare avanti se non hai qualcuno che ti dà una mano, soprattutto nella mia situazione, che non sono autonomo. E ti senti di lanciare un appello soprattutto ai giovani che si stanno ascoltando? Certo, dico soprattutto ai giovani: state attenti alla guida, non bevete prima di guidare, ma soprattutto la prudenza, e state attenti perché la vita è una sola e in un attimo può cambiare. Grazie Stefano, grazie davvero Stefano Nadalla. Ti do qualche dato prima di salutarti, Anna. 40 gli incidenti mortali
nella Marca dal 1° di agosto di quest'anno. Questa mattina poi è stato dato un altro dato particolarmente significativo. Sono stati nel mese di agosto 2000 gli incidenti rilevati sulle strade solo della Marca trevigiana. Questo per darti la dimensione di un fenomeno che purtroppo non conosce crisi. Se non hai domande particolari ti restituirei la linea. Grazie Cristian, perché intanto vi abbiamo fatto vedere i video che Cristian ci ha inviato da Cessalto questa mattina, una cerimonia, manifestazione molto particolare, una processione, poi una messa, proprio lì al casello autostradale di Cessalto, che ha visto diversi incidenti stradali. E di incidenti stradali continuiamo a parlare prima di dare la linea al nostro primo ospite della giornata. Andiamo nel Padovano, ce n'è stato uno a Battaglia Terme ieri sera, ha perso la vita un motociclista di 48 anni. Una moto spezzata in due e poi in fiamme, il suo conducente sbalzato a metri di distanza sull'asfalto. Un'auto che vola fuori strada tanto lontano da non essere quasi visibile. Sono drammatiche le immagini dello scontro avvenuto alle 18:45 di venerdì lungo la statale 16 all'altezza del ponte di Rivella a Battaglia Terme, costato la vita al motociclista Mirko Imbevaro, 48 anni, di Tribano. L'uomo arrivava da Padova quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrato con la Giulietta, con 2 persone a bordo proveniente dall'opposta direzione. Uno schianto violentissimo. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto il SUEM 118, che ha tentato vanamente di rianimare Mirko Imbevaro e prestato le prime cure ai 2 occupanti della Giulietta, trasportati poi in ospedale a Padova non in gravi condizioni. I vigili del fuoco, che si sono occupati della moto in fiamme, e i carabinieri della compagnia di Abano Terme. In tilt la statale, trafficatissima nell'orario di rientro del venerdì sera, rimasta chiusa per circa 3 ore. Grande il dolore per la morte di Mirko Imbevaro, imprenditore nel settore della minuteria metallica, appassionato di calcio e di moto, lascia 2 figli. Sui social il messaggio di Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano, il paese dove Mirko viveva. Non ci sono parole per esprimere il dolore e la sofferenza che sa dare la vita in un momento come questo. L'amministrazione e tutta la comunità tribanese esprimono sentimenti di cordoglio per quanto accaduto alla famiglia Imbevaro. Torniamo nella Marca trevigiana, un altro incidente stradale questa mattina, siamo a Resana, vediamo. Uno schianto frontale e un 26enne in gravissime condizioni all'ospedale. L'ennesimo dramma sulle strade si consuma alle 6:30 circa sulla statale del Santo tra la rotonda di Resana e Castelfranco. Un tremendo impatto tra un'auto e un camion per cause in fase di accertamento. Immediato l'allarme, i vigili del fuoco arrivati da Castelfranco hanno messo in sicurezza i mezzi e, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno liberato il conducente dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo. I sanitari del SUEM hanno subito constatato la gravità delle condizioni del 26enne residente in zona. Stabilizzato, è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale. La polizia stradale nel frattempo ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo 2 ore circa. Un'altra notizia di cronaca purtroppo ci porta a Cornuda, vediamo solo così notizia di quello che è accaduto. Un 21enne con disturbi psichici si è dato fuoco, si è cosparso di benzina e alcol, si è dato fuoco in mezzo alla strada. 21 anni appunto, è stato trasferito a Padova in tarda serata ieri, le sue condizioni sono disperate. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 20 in via della Pace. Allora io ringrazio e vi presento il nostro primo ospite, continueremo poi con la cronaca, ma vorrei dare la parola a Luca Sartorato. Buongiorno, presidente Conf Cooperative Feder Solidarietà Treviso e Belluno, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Allora, senta, il grande tema di questi giorni, che poi è stato tema anche ovviamente della campagna elettorale, è quello dei rincari dal benzina al costo dell'energia, materie prime, non solo, quindi tanti rincari che stanno mettendo in ginocchio diversi settori, ma quello, diciamo, del grande mondo delle cooperative forse ancora di più. Ci dà qualche numero di quanto stanno pesando i rincari tra le cooperative ovviamente che lei segue, tra Treviso e Belluno, e anche per farci capire quanto questi rincari possano realmente mettere a rischio i servizi? Allora, abbiamo fatto un'indagine interna attraverso dei questionari, ipotizzando
i paralleli costi degli anni precedenti con i costi attuali e proiettandoli sull'ipotesi del 31/12/2022. Stiamo parlando nella Regione Veneto di un aumento di costi intorno ai 25 milioni. Per quanto riguarda invece il territorio di Belluno e Treviso che io rappresento, parliamo intorno ai 7-8 milioni di euro, legati anche al fatto che alcune caratteristiche di imprese sociali del Trevigiano hanno dei grossi consumi di energia che sono già stati mostrati in più occasioni. Quindi in realtà si suppone che l'aumento incida per ogni cooperativa sociale nostra iscritta, quindi 430 cooperative in Veneto, la spesa generale di aumento di costi è intorno ai 66.000 euro per ogni cooperativa. E i 25 milioni circa il costo invece in generale che verrà pagato dal mondo della cooperazione sociale. Come si sostengono questi corsi? Si sostengono attraverso queste occasioni. Ovviamente, come già detto anche in altre occasioni, non esiste la bacchetta magica e questo problema del rincaro non è neanche un problema circoscritto né nel rapporto con gli enti locali né nei rapporti con la regione e credo anche per certi aspetti neanche a livello nazionale. Ci sono delle possibili soluzioni che possono essere prese ma devono essere decise a livello più ampio, mi viene da dire a livello europeo. La proposta che noi stiamo facendo è quella di ipotizzare un blocco dei costi per 6 mesi in modo da poterci dare l'energia per poter prima garantire ovviamente gli stipendi e la qualità dei servizi alle persone che ospitiamo e poi una volta che ci siamo un po' recuperati, perché già da febbraio che molte realtà stanno soffrendo per i rincari. Quindi la proposta che facciamo è considerare questa crisi come lo è stata considerata la crisi del Covid. Anche perché le cooperative che afferiscono a Federsolidarietà sono moltissimi centri servizi anche per anziani, insomma sono luoghi in cui non si possono tagliare delle spese proprio perché stiamo parlando di anziani e di persone fragili. È corretto? Sì, parliamo di servizi che sono diretti agli ospiti e sono anche servizi indiretti, uno su tutti le lavanderie industriali che sono in appoggio ovviamente a tutto quello che è il mondo dell'ospitalità, della residenzialità. Molte nostre realtà hanno sia centri diurni sia centri residenziali e quindi di conseguenza spesso e volentieri i problemi di mobilità non permettono l'abbassamento delle temperature. Senta, che poi è interessante, no? Anche il sistema delle cooperative, perché poi di fatto le cooperative entrano e erogano un servizio sulla base di un appalto vinto, vinto anche perché si è presentato un piano di costi specifico. Nel momento in cui questo piano di costi non è più possibile da sostenere proprio perché i costi sono lievitati, dove si trova la quadra? È possibile rinegoziare un incarico oppure siete bloccati su questo? In alcuni casi dove si trova la possibilità di dialogare con gli enti locali in maniera responsabile si ottengono dei piccoli ritocchi, dei piccoli adeguamenti. Il più delle volte è un problema drammatico che spesso e volentieri ricade purtroppo o nella qualità o nella retribuzione. Abbiamo visto con l'inizio di questo nuovo anno scolastico ad esempio diverse famiglie lamentare il rincaro dei costi della mensa ad esempio. Quanto c'entrano le cooperative in tutto questo? Su questo dipende da quali sono le cooperative che vengono gestite da noi. È una situazione drammatica che si prospetterà man mano che dovremo alzare il riscaldamento nelle case. Il dramma dell'aumento dei costi non è un dramma che riguarda solo il mondo della cooperazione sociale, è un problema che riguarda tutti i mondi che non hanno la possibilità di incidere direttamente su un prodotto. Esatto. Quindi sarà un dramma anche per tutte le nostre famiglie se non si interviene in maniera significativa. Ora, in alcune situazioni la buona gestione da parte di alcune cooperative ha portato a delle riserve che in questo momento vengono utilizzate per poter mantenere quegli impegni sia da parte dei lavoratori sia da parte delle famiglie e degli ospiti che noi gestiamo.
Fino a che punto? Ecco, questo è il dramma di molte realtà che poi vanno ovviamente a chiedere aiuti alle banche, e in questo momento le banche neanche loro sanno che cosa accadrà nel prossimo futuro. Viviamo in un periodo molto insicuro e molto agitato, sia per quanto riguarda i lavoratori ma anche per quanto riguarda le famiglie stesse, cioè è un momento difficile. Lei lo paragona al Covid. Solo che durante il Covid, insomma, il governo aveva gettato le reti per trattenere i pesci che rischiavano insomma, di scappare via, di annegare. Noi abbiamo raccontato la storia dei Colonia Agricola, gestita da Cooperativa Alternativa Ambiente. Li conoscerà appunto, che hanno dovuto lasciare e chiudere l'attività proprio per evitare di intaccare anche altre attività gestite dalla stessa cooperativa. Quanti stanno facendo scelte di questo tipo? Molti. E purtroppo, se ci pensiamo, sostanzialmente per quanto riguarda il singolo cittadino, il periodo del Covid ha avuto paradossalmente un risparmio nelle famiglie. Non si è potuto andare in ferie, non si sono potuti fare tutta una serie, non si poteva uscire al ristorante. Paradossalmente abbiamo avuto degli aiuti durante il periodo Covid che ci hanno permesso di superare almeno economicamente quello che è stato un momento drammatico per altri aspetti relazionali. Oggi invece il problema è davvero di natura economica. Oggi il problema è davvero di sussistenza per quanto riguarda le nostre realtà. Alcune stanno in qualche modo decidendo, come ha fatto l'Alternativa Ambiente, purtroppo, di tagliare degli aspetti, dei servizi che non ritengono o non sono stati ritenuti fondamentali, ma questo non è buona gestione purtroppo. Cioè noi dobbiamo fare in modo che le persone riescano a fare il servizio per cui sono nati e sono cresciute. La disgrazia, tra virgolette, della chiusura di Colonia Agricola dovrebbe aiutarci a riflettere, perché questi non sono esempi che fanno grande un territorio. Anche perché chiudere un'attività di questo tipo, poi quanto difficile è riaprirla? Questo vale per tutti i mondi. Quando si chiudono queste esperienze è difficile riaprirle. Io auguro alla Cooperativa Alternativa di aprire la propria realtà al più presto, nel momento in cui riusciamo a convincere il mondo nazionale, il mondo europeo a sostenere le imprese, perché poi di fatto noi siamo imprese, senza che questo ricada. Certo. La Colonia Agricola non è frutto di un'impresa nata 6 mesi fa. È un'impresa che ha avuto una storia di variati anni, ha avuto svariate persone che hanno investito, hanno tutti i soci che hanno creduto, ed è triste che queste cose avvengano nel nostro territorio. Senta, tra l'altro questo è un tema importante che arriva dopo 2 anni di Covid e in qualche modo si interseca con un altro tema importante, quello della mancanza di reperire personale specializzato. L'abbiamo raccontato per gli ospedali, per le case di riposo, ed è un tema che riguarda anche voi. Sì, certo, la Regione Veneto è corsa ai ripari dopo l'esperienza del Covid, rinforzando l'ambito sanitario all'interno della nostra regione, e ovviamente ci siamo trovati in una situazione impreparati di fronte all'aspetto scolastico e universitario, a fronte delle specialistiche figure professionali che ne ha bisogno il mondo della cooperazione, soprattutto nei servizi sociosanitari, quindi gli operatori sociosanitari, che adesso mi sembra che la Regione stia cercando una risposta aggiungendo una S al servizio degli operatori sanitari di base, la parte degli infermieri, la parte dei medici, sono tutte situazioni, educatori, psicologi, psicoterapeuti, sono tutte professioni che in questo momento risulta difficile reperirli nel nostro territorio. Anche questo è un problema che non può essere risolto solo dagli enti locali piuttosto che dal nostro territorio di Belluno e Treviso. Anzi, spezzo una lancia oggi perché il territorio di Belluno soffre ancora di più quello che invece è un problema che è già presente a Treviso, ma Belluno lo soffre terribilmente. Come mai secondo lei?
Come mai di più? Per la specificità del territorio? Sì, perché è un territorio, se pensiamo, facendo un parallelo divertente, a quanto campanilismo c'è in pianura tra un paese e una frazione, immaginiamo che il territorio di Belluno, che è diviso dalle valli, quanto difficile poi di fatto sia non solo raggiungere. Immaginiamo qual è la difficoltà da Venezia a raggiungere Belluno anche via strada, immaginiamo poi quanto difficile sia vivere in territori dove le realtà urbane sono molto diverse dalla pianura. Certo. Allora, senta, Presidente, intanto grazie un po' per tutte le notizie che ci ha dato. Riprenderemo anche nei nostri notiziari della sera le sue parole sulla vicenda di Colonia Agricola, una vicenda che sicuramente sarà comune a quella di tante altre che stanno davvero stringendo i denti nell'attesa che ed eventualmente con il nuovo governo ci sia un cambio di mano, uno scavallamento, insomma, per riuscire anche con l'Europa a trovare un accordo con un tetto ai prezzi esorbitanti che ci ritroviamo a vedere in questa fase. La ringrazio per essere stato in nostra compagnia, ovviamente buon lavoro a lei e a tutte le cooperative che oggi con questo collegamento lei ha rappresentato. Grazie a voi e di nuovo un saluto a tutti i telespettatori di Antenna 3. Arrivederci, arrivederci. Luca Sartorato, presidente Confcooperative Federsolidarietà Treviso e Belluno con noi. E proprio per parlare di cara energia andiamo a Padova, vi raccontiamo la storia dei panifici, piccole aziende che richiedono però un grande consumo di energia. Non è l'unica voce di bilancio ad essere cresciuta per i panifici, ovviamente quella dell'energia. Andiamo a vedere. Troviamo all'interno del laboratorio di produzione del panificio del signor Aldo Diaferio, che è vicepresidente anche dei panificatori di Ascom Padova. Ecco, abbiamo detto rincari. I rincari sono arrivati, li abbiamo visti anche nelle nostre famiglie, è soprattutto l'energia elettrica quella che vi ha preoccupato, perché ogni panificio è un'azienda energivora. Sì, ha detto esattamente lei, proprio l'energia elettrica è quello che ha fatto scoppiare la bolla, però niente toglie che ci sono stati tanti altri rincari, cominciando dalla farina all'inizio della guerra e non è più scesa. Adesso il lievito è quasi raddoppiato dall'inizio, da marzo a questo periodo, e tutto quanto dal confezionamento alle materie prime di qualsiasi genere, e i cereali anche quelli sono schizzati via. Panettiere da 46 anni, Aldo Diaferio ci racconta una stagione difficile del lavoro che ama. Stretti dai rincari, anche panifici come il suo sono costretti a ritoccare i prezzi. Minimamente del 2-3%, perché capisco anche i miei clienti, ma io ho anche potuto farlo personalmente perché la mia azienda propone anche tanti altri tipi di prodotti, però un panettiere che sia proprio un panettiere puro, per stare dentro i costi meno del 15% non potrebbe aumentarlo, per stare dentro a guadagnarci quel poco che è giusto, insomma, che uno che ha un'azienda. Una pagnotta da 50 centesimi dovrebbe essere venduta a 75 per essere remunerativa, racconta Diaferio, ma simili aumenti non possono sostenerli le famiglie e allora anche i panettieri ricorrono ad accorgimenti. Ho la cella che fa lievitare il pane, prima mi faceva freddo, che io potevo fare il pane a sta ora qua, e piano piano lui dal freddo diventava caldo, la notte potevo cucinarlo. Era una roba che consumava parecchia corrente e quello l'ho eliminata. Però eliminando una cosa del genere dobbiamo venire su un'ora prima la notte, è sempre più il sacrificio che ci viene dato a noi e senza riscontro non va bene. Grande lo sconforto della categoria, con colleghi che scrivono messaggi come questo: ho già perso un figlio, non posso perdere anche il mio panificio, senza pensare che le attività dovranno iniziare a restituire i prestiti ricevuti durante la pandemia. Chi ha ricevuto 30.000 euro, che era in linea con tutti i prestiti, perché quasi tutti hanno fatto qualcosa là, adesso si trova una rata sui 350 euro al mese da restituire, perché anche se sono 30ennali, 20ennali, roba, però quella è cosa, bisogna darli.
Andiamo con l'immagine. Nervesa della Battaglia, ieri la protesta di dipendenti e fornitori del consorzio Casa Zero. Ricorderete il consorzio che ristrutturava la casa con il meccanismo del bonus del 110% chiavi in mano. Ebbene, c'è un'indagine in corso, la protesta perché poi questi lavori, nonostante questo consorzio abbia preso dei soldi già dallo Stato, non sono mai partiti. La casa adesso è un cantiere, non c'è riscaldamento, non c'è niente. E adesso non so, lunedì devo andare dalla Finanza all'Agenzia delle Entrate per la denuncia e vedere se hanno svuotato il mio cassetto fiscale. A me hanno solo scaricato le impalcature e hanno prelevato i 64.000 euro dal cassetto fiscale, che equivale al 40% dei lavori che secondo loro dovrebbero essere fatti, ma i lavori attualmente sono a zero. Si sono ritrovati di fronte al consorzio Casa Zero di Nervesa della Battaglia per chiedere la conclusione dei lavori che dovevano essere eseguiti sfruttando il bonus 110% nelle loro abitazioni, cantieri che in alcuni casi non sono nemmeno partiti. Tutto è iniziato con l'inchiesta di Procura e Guardia di Finanza che hanno messo sotto indagine il consorzio Casa Zero per truffa aggravata ai danni dello Stato, crediti del superbonus che sarebbero stati incassati senza che venissero eseguiti i lavori richiesti, una indagine che ha portato le Fiamme Gialle a sequestrare 8,2 milioni di euro a fronte di 24 milioni che mancano all'appello. Nel frattempo quasi 500 clienti sparsi tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Lombardia, convinti di aver ottenuto il superbonus 110 e di vedere partire il cantiere in tempi celeri, sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Il nostro cantiere è ai ponteggi montati, siamo a buon punto con il cappotto, mancano poi dopo tutti gli altri impianti, quindi la pompa di calore, solare termico, tutti gli infissi che risultano fatti ma non pagati. Il mio cantiere cubava 162.000 euro e in questo momento Casa Zero mi ha ciucciato 100.000 euro di crediti. La cosa divertente nel mio caso è che è riuscito a ciucciarmi 100.000 euro di crediti senza avere il contratto firmato. Sono in attesa da un anno e nonostante tutto, promesse e quant'altro, non è stato fatto nulla. Dei suoi crediti quanto hanno preso? Allora, è stata richiesta la cifra di 82.900 euro. Solo che non hanno avuto il tempo di accettarli perché la Guardia di Finanza li ha bloccati. Accanto ai clienti protestano anche i dipendenti del consorzio preoccupati per il loro futuro. Ieri sindacati e unità di crisi della Regione Veneto hanno incontrato i vertici dell'azienda senza sortire alcun effetto. In mattinata il sindacato in assemblea con i lavoratori ha indetto lo stato di agitazione e diffidato Casa Zero a pagare gli stipendi arretrati agli operai. I dipendenti avanzano 3 stipendi. Noi abbiamo un ulteriore incontro lunedì mattina con l'azienda, sempre all'unità di crisi della regione. Là dovrebbero arrivare, speriamo, con delle risposte precise. Nel frattempo gli operai devono aspettare e senza nessuna entrata non riescono ad andare avanti. A rischio ci sono 130 posti di lavoro. Sì, senza stipendio eravamo 160, per cui non è corretto questo. Gli altri quando sono andati via? In queste ultime 3 settimane, 4. Ci sono tutti licenziati? Sì, l'unico modo che hai è licenziarti. Servizio del nostro Nicola Marcato e il caro energia mette in ginocchio anche le località turistiche e montane con i palazzetti dello sport e del ghiaccio costretti a chiudere. L'esempio che vi abbiamo raccontato da Auronzo a Tai di Cadore, resteranno in piedi forse soltanto 2. Vediamo. Ne resteranno 2, forse, Cortina e Feltre. Parliamo di Palaghiaccio. A causa dell'aumento dei costi dell'energia elettrica, dopo alleghe alza bandiera bianca anche a Pieve di Cadore. L'impianto di Tai non potrà essere aperto, con tutte le conseguenti ricadute negative sul territorio. Il Palaghiaccio ha rappresentato, soprattutto in questi ultimi anni, una opportunità importante, un volano importante per il richiamo turistico qui sul territorio, non solo per Pieve, per l'intero Cadore. A fare i conti c'è anche chi riveste la duplice veste di presidente dell'Hockey Club e di gestore del Palaghiaccio. Al momento tutti pensano a come fare ad aprire la pista di pattinaggio, noi compresi, il comune, gli sponsor cercano di aiutarti per dare, però poi una volta che hai fatto il ghiaccio ci sarà il problema di recuperare i soldi per fare l'attività, perché al momento ovviamente con la pista chiusa diventa anche difficile chiedere un aiuto, un contributo agli sponsor. Resta solo da sperare che le cose cambino, che scoppi la pace, che il prossimo governo sappia come metterci le mani.
ma le speranze sono poche. Stiamo cercando di elaborare un piano per avere almeno i mesi più freddi la possibilità di cercare di raccogliere i soldi sufficienti per aprire magari dicembre, gennaio, qualcosa di febbraio, qualcosa di novembre, anche perché settimana per settimana escono anche degli aiuti economici dallo Stato o dalla Regione. Se abbiamo la certezza che qualcosa arriva, proviamo ad aprire. Se si fosse tenuto aperto fino a marzo avremmo dovuto mettere a disposizione 450.000 euro. Che sono Una cifra impossibile, una cifra che sbilancerebbe il bilancio comunale per portarlo quasi al fallimento. Una roba impossibile da sostenere. E allora noi dopo la pubblicità vi raccontiamo l'esperienza del comune di Treviso, dove dalle ceneri della discarica di via Orsenigo nascerà la prima comunità energetica. Grande lavoro, grande opera di sburocratizzazione, ne parliamo tra poco con Alessandro Manera, il direttore del consorzio Priola, Paolo Contò. A tra poco. Ben ritrovati, buongiorno. Un'ultima occhiata all'ANSA di oggi. È stata ritrovata la ragazzina di 13 anni scomparsa nel Vicentino. Ve la diamo in diretta questa notizia. Ritrovata stamani la ragazzina di 13 anni di Poiana Maggiore, di cui era stata denunciata la scomparsa dal 14 dicembre scorso. La giovane di nome Gloria è stata rintracciata a Montecchio Maggiore. Siamo sempre nel Vicentino, località poco lontano da dove risiede. Il suo caso era stato segnalato anche alla trasmissione Chi l'ha visto. I genitori hanno fatto scattare l'allarme. Le sue fotografie sono state diffuse anche in televisione. Ed è stato ritrovato, e sta bene, anche il 21enne sordomuto originario del Burkina Faso e residente ad Arcade, scomparso da mercoledì sera. Le ricerche di carabinieri vigili del fuoco si sono concentrate da subito sui casolari della zona dove il ragazzo avrebbe potuto essersi rifugiato. Poi in serata la notizia che tutti attendevano e che ha definitivamente sciolto la tensione: una coppia ha riconosciuto il 21enne fuori dalla propria abitazione al confine tra Giavera e Volpago. Confuso, l'hanno fatto entrare, gli hanno fatto bere un bicchiere d'acqua, hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti. E anche qui dunque una vicenda a lieto fine. Torniamo nel Vicentino perché si è conclusa la prima parte di una complessa indagine in tutta Italia coordinata proprio dalla Procura di Vicenza. Ignari cittadini venivano ricattati via mail con false accuse infamanti. Vediamo i dettagli. 16 decreti di perquisizione personale e domiciliare sono stati eseguiti in tutta Italia dalla Polizia di Stato su mandato della Procura di Vicenza in collaborazione con quella di Brescia nell'ambito dell'operazione denominata Kafka. Proprio come descritto in un romanzo del grande scrittore, ignari cittadini erano stati minacciati di venire arrestati e processati per reati inconsistenti. Attraverso mail contraffatte con i loghi di diverse autorità giudiziarie, numerosi utenti della rete internet venivano accusati da reati infamanti legati al mondo della pedopornografia. Venivano concesse 72 ore di tempo per fornire eventuali memorie difensive. Per evitare che queste cosiddette prove venissero inoltrate ad un non precisato procuratore, scattava il tentativo di estorsione. Per far decadere le accuse, venivano indicate le coordinate bancarie dove effettuare il versamento delle somme di denaro. Ricatti veri e propri, eseguiti con modalità simili in tutta Europa. Un invio massivo di mail, praticamente uguali, dove venivano modificati alcuni dettagli e circostanze, ma tutti contenenti false citazioni in tribunale riferiti a reati penalmente rilevanti e legati a molestie sessuali sui minori. Gli inquirenti sono ancora al lavoro, l'indagine non è conclusa, sono ancora in corso infatti accertamenti tecnici sul materiale informatico con particolare attenzione ai collegamenti con l'estero. Eccoci, allora, come promesso ve l'abbiamo raccontato, vi abbiamo fatto vedere diversi servizi, la crisi energetica, i rincari che stiamo vivendo dalle materie prime ai carburanti stanno mettendo in ginocchio diverse attività ma anche diverse strutture come i palaghiacci delle terre alte. Allora noi proprio per raccontarvi un'altra storia, darvi un'altra narrazione, oggi abbiamo scelto di parlare della bonifica della discarica di via Orsenigo e della prima comunità energetica che nasce a Treviso
avviso e lo facciamo con l'assessore alle politiche ambientali Alessandro Manera. Buongiorno assessore, grazie. Grazie a voi dell'invito. Grazie per essere con noi. Poi al telefono a breve ci raggiungerà anche il direttore generale del Consorzio Bacino Priola, il dottor Paolo Contò, quindi tra pochissimo con lui invece i dettagli della bonifica. Partiamo diciamo dall'inizio, no, di questa storia, perché quando parliamo di comunità energetica, e ne stiamo parlando da tempo, la prima parola che viene fuori è quella della burocrazia, di difficoltà, di problematiche. Voi siete riusciti ad andare oltre tutto questo, quindi immagino sia stato un grandissimo gioco di squadra. Da dove siete partiti? Beh, intanto siamo partiti non dall'esigenza attuale, cioè non abbiamo realizzato l'idea della comunità energetica adesso che c'è, diciamo, questa situazione, ma sono già 2 anni che lavoriamo su questo. Le norme nazionali erano un po' ondivaghe, diciamola così, perché tendevano a tutelare di più il gestore dell'energia, in quanto lo scambio sul posto era possibile solo lo scambio sul posto, cioè io producevo energia e lo scambiavo con l'abitazione stessa, ma non si poteva cedere a terzi, potevi cederlo solo al gestore dell'energia. Le norme nazionali hanno subito delle variazioni anche legate a recepimenti di norme europee, e noi a quel punto 2 anni fa abbiamo iniziato a lavorarci. Abbiamo lavorato in maniera importante perché, come dicevi te giustamente, è un terreno minato, in quanto ci sono anche situazioni in contrasto con quello che è il libero esercizio di tutta una serie di attività. Però siamo riusciti a realizzare delle delibere di giunta che consentissero a dei privati e quindi anche al pubblico, quindi può essere un misto pubblico-privato oppure solo pubblico, solo privato, di costituire le comunità energetiche. Quindi noi l'abbiamo fatto 2 anni fa, diciamo molto prima che avvenisse. D'anticipo questa volta, no? Certo. Perché siamo sicuri, e questo è una cosa su cui l'amministrazione e il sindaco in particolare ha sempre puntato, peraltro istituendo e rafforzando l'assessorato all'ambiente su varie funzioni, che il fattore energetico e il fattore ambientale e il fattore di sostenibilità sono le ricette del futuro, cioè è lì che dobbiamo andare. E mai come adesso, con questa guerra, questo rincaro dell'energia, ce ne siamo accorti improvvisamente. Allora, quali sono gli ingredienti per poter iniziare a progettare un'operazione di questo tipo? Perché ci serve il posto, in questo caso stiamo parlando, pensate, di una superficie di 14 campi da calcio, sì, pari a 14 campi da calcio, quindi immaginate di che cosa stiamo parlando. Poi cos'altro serve per partire? Beh, in realtà la nostra sarà una enorme comunità energetica, quindi noi siamo partiti alla grande, però noi l'avevamo già studiato questo punto di vista con i tetti delle scuole, perché una problematica dell'attuale produzione di energia da fonti rinnovabili, in questo caso il solare, è il fatto che continui a produrre energia anche quando non viene utilizzata sul posto, cioè quando la scuola è chiusa fondamentalmente, perché il pomeriggio spesso la scuola è chiusa. Siamo i 3 mesi estivi quando il sole, peraltro quando il sole è anche molto forte. Esatto. Allora, siamo andati a vedere quello che avviene nelle altre nazioni. Tu puoi cedere con un certo costo, creando questa comunità energetica, ad altre strutture, per esempio la palestra, che non è a ridosso della scuola. Volevo essere chiaro, non è che tu colleghi un cavo e colleghi la scuola alla palestra, la scuola al centro sportivo, la scuola a un'abitazione privata, può essere per esempio l'ERP o l'ISRA. Tu cedi al gestore un determinato costo che lo ricede a un terzo, però devi associarti in una comunità energetica. Noi le prime strutture le abbiamo studiate e verrà realizzato sulle scuole, perché secondo noi è il punto fondamentale, sono il futuro della nostra società, i bambini, ed è giusto che tra scambio sul posto, cioè l'utilizzo che ne fanno la mattina, tra quello che possono dare ad altre strutture, saranno le prime. Contemporaneamente, e qui vengo alla tua domanda, siamo andati avanti col processo di bonifica di Via Orsenigo, che tutti ne parlano, se ne fanno le spalle grandi. Abbiamo anche le immagini, tra l'altro, dopo ve le facciamo vedere. Ma se in 27 anni che è chiusa nessuno è riuscito mai ad andare oltre, forse siamo stati magari fortunati, però anche un po' bravi, non è per vantarci, ma soprattutto ci abbiamo creduto. Il Comune ha fatto la scelta di cedere, no? La gestione di quest'area enorme, che sarebbe stata una gestione insostenibile, no? Per un'amministrazione comunale, al Consiglio di Bacino Priola. Certo. So che c'è al telefono il direttore Paolo Contò, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno assessore. Ciao Paolo. Eccola, ben ritrovato. Allora passo la palla direttamente al direttore, poi torniamo da lei, assessore. Direttore, allora voi avete acquisito sostanzialmente la gestione di quest'area così grande e poi
Voi come siete partiti? Quindi ci racconti un po' il lavoro di bonifica e quindi insomma, vi faremo vedere anche il rendering del progetto. Abbiamo delle immagini pronte, quindi quando volete possiamo farvele vedere. Prego. Sì, è partita un po' da lontano questa storia, cioè di un'operazione che il Consiglio di Bacino, che sono tutti i 49 comuni messi insieme del nostro bacino e che detengono anche le quote di Contarina, ha deciso di prendersi carico ancora nel 2017 e ne sta dando adesso attuazione ben 6 discariche che inquinavano, 6 discariche, tra cui questa di cui stiamo parlando oggi, quindi stiamo facendo la più grande operazione di bonifica che in un bacino sia stata assunta in Italia. Intanto inquadriamo questo. Ci facciamo carico del vecchio inquinamento anni 70, 80, 90, di quando non si faceva la raccolta differenziata e non c'era una consapevolezza ambientale come adesso. Prima cosa, ce le prendiamo in carico noi come Friula, cioè l'ente, e Contarina come gestore. Poi sono seguite una serie di progetti e l'ultimo, questi che stiamo lavorando, è proprio quello di Treviso, che ci aggiunge anche un fattore non solo di tutela delle acque, ma anche di aggiungerci un fattore di energia, di valorizzazione delle risorse che possiamo risparmiare in termini energetici, e quindi sono state messi a carico di Contarina i costi, se non che grazie anche all'intervento di comuni, di Treviso in particolare, che ci ha aiutato anche a interfacciarsi con la regione, sono state anche finanziate con 10 milioni di euro, di cui 4 milioni e 2 a Treviso, altri 3 milioni e 6 a Roncade e a 1,5 milioni ad Altivre, quindi una grossissima operazione che è stata riconosciuta dalla regione, in cui gli effetti dell'inquinamento saranno neutralizzati da interventi di bonifica. Delle 6, 3 sono già state bonificate, queste 3 sono quelle ultime che hanno avuto questi recenti finanziamenti, per cui possiamo permetterci anche di fare interventi un po' più raffinati, di andare anche a inserirli ambientalmente, di costruire un po' di verde e anche recuperare dell'energia o produrre dell'energia. Ecco. Senta direttore, le chiedo di restare collegato perché cade proprio a fagiolo il collegamento che faremo con la nostra Chiara Gaiani da Montegrotto Terme, dove un albergatore vuole installare dei pannelli fotovoltaici, ma la sovrintendenza lo blocca perché i pannelli disturbano il parco Colli. Quindi chiedo ai nostri ospiti di attendere un attimo, diamo la linea alla nostra Chiara. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori e ai tuoi ospiti. Sono con Emanuele Boaretto, titolare dell'hotel Mille Pini, che proprio in questi giorni si è vista recapitare la bocciatura di cui parlavi. Doveva essere posizionata nella parete est della sua struttura una serie di pannelli fotovoltaici che secondo la soprintendenza disturbano il paesaggio, dato che noi qui ci troviamo all'interno del Parco Colli. È andata proprio così, Emanuele Boaretto? Sì, è andata proprio così. Francamente siamo rimasti molto stupiti, perché in questo momento storico dove il costo delle energie è diventato ormai impossibile, cercavamo di contenere i costi installando questi pannelli fotovoltaici per non ribaltare gli aumenti direttamente sui nostri ospiti, perché altrimenti corriamo il rischio di non vederli più varcare la soglia d'ingresso della nostra azienda, e nello stesso tempo davamo un aiuto anche all'ambiente, perché meno consumiamo dell'energia di tipo tradizionale prodotta col gas. Qui in Italia siamo tra l'altro grandi utilizzatori di gas per l'energia elettrica, e più bene facciamo all'ambiente, facciamo alla natura. Quindi siamo rimasti molto stupiti, vie più che recentemente anche il governo ha emanato delle norme che dovevano e dovrebbero facilitare l'installazione di pannelli fotovoltaici proprio per andare incontro alle esigenze delle aziende, delle famiglie e quant'altri. Quindi siamo molto delusi di questo. Avevate avuto anche un contributo per l'installazione dei pannelli proprio in ragione della maggiore sostenibilità ambientale di tutta la sua struttura. Sì, abbiamo ottenuto un contributo da parte dello Stato con i vari provvedimenti che sono stati presi nei mesi scorsi. Purtroppo sarà un contributo che rimarrà previsto, però non verrà utilizzato. Ascolti, che cosa ha obiettato la soprintendenza alla sua richiesta?
che praticamente l'installazione di questi pannelli fotovoltaici non si sposano con l'ambiente, con il bosco e con l'abitato, il piccolo abitato di Turri che è qui vicino, praticamente facendo sentire la struttura estranea al territorio. Ecco, qui tra l'altro, come insomma stiamo raccontando da molto tempo, l'aumento delle bollette è stato davvero sostanzioso. Ci racconta che tipo di bollette le sono arrivate? Io ho inviato alla Soprintendenza dei Monumenti di Venezia le due fatture, una del 2021 e una del 2022. Quella del 2021 addirittura è maggiore come consumo di energia elettrica, ma ha un importo di poco più di 16.000 euro. Quella del 2022 ha un importo di kilowattori inferiore e ha 55.000 euro di costo. Quindi evidentemente questi 38.000 euro in più effettivamente qualcuno li deve pagare. In questo caso siamo noi, ma abbiamo chiesto, visto che c'è questo divieto da parte della Soprintendenza, di farsi carico della maggior spesa, di farci capire eventualmente quali misure potremmo adottare per non essere uccisi da questi costi inverosimili. Ecco, quindi abbiamo capito che lei ha fatto questa lettera alla Soprintendenza, intende procedere anche in altro modo? Noi abbiamo chiesto alla Soprintendenza di rivedere il parziale parere di diniego che ha emanato nei giorni scorsi. Ecco, su questo speriamo insomma ci sia un intervento anche da parte della Regione. Tra l'altro raccontavo prima Emanuele Boaretto, con cui insomma stavamo chiacchierando, che altre realtà della zona si vedono di fronte insomma a questa tipologia di ostacolo, il fatto che i pannelli fotovoltaici vengono considerati non adatti per un territorio come questo del Parco Colli. Non so Anna se hai altre domande da studio. Grazie Chiara, noi raccogliamo un po' l'input che ci avete dato, ci hai dato con il tuo ospite, e ne discutiamo proprio qui in studio adesso, visto che stiamo parlando della prima comunità energetica a Treviso, quindi davvero ti ringraziamo, un saluto al tuo ospite che è stato nostro ospite insomma diverse volte per raccontare insomma la situazione degli albergatori del comparto delle terme. Grazie, arrivederci. A voi, grazie. Allora, direttore Contò, le chiedo di attenderci ancora 2 minuti perché vorrei parlare con Alessandro Manera di questo, quello che abbiamo sentito, una sovrintendenza che blocca e soprattutto un'opera necessaria, utile, che entra in collisione con il paesaggio, con l'ambiente, quindi non c'è più questo filo diretto, ma invece c'è come una sorta di contesa, no? Sì. Tra la tutela dell'ambiente e poi invece un risparmio energetico che viene, come dire, ostacolato. Citando magari il titolo di un film Benvenuti in Italia, cioè la sovrintendenza, per esempio noi abbiamo avuto lo stesso problema con il centro storico dove non è possibile mettere dei pannelli fotovoltaici. La sovrintendenza, che fa benissimo il suo lavoro, onestamente sono delle persone preparatissime, chiaramente applicano delle norme che lo Stato gli dà, perché non dimentichiamoci che la sovrintendenza non è a gestione regionale, è a gestione nazionale, quindi il sovrintendente è un'emanazione del Ministero. Quindi la Regione nulla può. Nulla può. Però questo è l'assurdo in Italia, ci sono delle norme che la sovrintendenza giustamente applica, perché altrimenti sarebbe la sovrintendenza inadempiente, però allora spesso al governo, qualunque esso sia, di qualunque colore politico, bisogna prendere queste materie sapendo le 1000 sfaccettature. Peraltro, e questo è importante delle comunità energetiche, questa situazione è bypassabile con una comunità energetica, perché se la sovrintendenza dice no all'applicazione di questi pannelli fotovoltaici nell'ambito di quella struttura, possono applicare i pannelli in un altro ambito che troveranno magari con un accordo tra privati e avere la fornitura di energia direttamente tramite la comunità energetica. Esattamente a questo serve la comunità energetica, a bypassare l'effetto strutturale. Però ripeto, la sovrintendenza, che preserva quello che sono i beni ambientali intesi come bellezza del paesaggio, come struttura, hanno ragione perché applicano delle norme che lo Stato gli dà e quindi non è che possono andare in conflitto con altre norme. Però succede che strutture recettive come quelle termali alla canna del gas chiudono e quindi Parco Colli non ha più strutture recettive per poter essere vissuto. Quindi è diventa il caso di dirlo alla canna del gas in questo caso. Direttore Contò, ci perdoni, torniamo da lei, ma nello specifico questa operazione di bonifica come si svolge, da dove si parte, come si fa a gestire anche le acque che potrebbero infiltrarsi nel territorio con la pioggia? Vediamo anche questi fenomeni atmosferici così violenti. Sì, certo, noi vi do qualche informazione. Sì. Uno dei primi interventi, anzi il principale intervento, sarà una rimodellatura complessiva della superficie, che appunto supera 100.000 metri quadrati di superficie, e quindi rimodellarla in modo che
le acque che attualmente gravitano per meteorite vengano regimate e allontanate in sicurezza senza problemi e che non si infiltrino sul corpo della discarica di questi anni 70. No? Quindi prima cosa eliminare la potenzialità di ulteriore inquinamento. Ovviamente questa superficie rimodellata verrà anche sistemata per bene, perché siamo in un contesto anche vicino a un bel contesto agricolo, quello di Santa Bena, no? Quindi prima anche una rimodellatura. Però poi facciamo un intervento abbastanza innovativo e che ci prendiamo carico anche dell'inquinamento vecchio, cioè la falda che è ancora purtroppo sui residui di quei rifiuti di 40 anni fa, la andiamo a depurare con un trattamento, cioè estraiamo la falda e facciamo un progressivo nel tempo depurazione di queste acque, quindi con particolari trattamenti anche abbastanza raffinati. Quindi andiamo ad impedire che vada a valle, prima, e la ripuliamo prima di rimetterla nel corpo idrico sotterraneo. Questo è il lavoro che facciamo e ovviamente poi ci sarà tutta la partita di cui avete parlato, delle energie rinnovabili che ci stanno molto a cuore. Che è appunto il grande progetto a cui state lavorando. Certo. Esatto. Però bisogna pulire sotto prima di sostanzialmente installare qualcosa di buono sopra. No? Senta, direttore, le faccio un'ultima domanda prima di lasciarla ai suoi impegni. Ecco, questo è un grande lavoro, un grande esempio che viene fatto e viene dato proprio dalla città di Treviso, di sinergia tra Consiglio, Consorzio e amministrazione comunale. Ve ne sono altri in programma? Adesso senza spoilerare nulla, ma state lavorando anche ad altro per quanto riguarda il territorio trevigiano? Adesso non lo so se mi autorizza l'assessore, però noi abbiamo un incontro tra poco, a fine mese, e stiamo preparando il nuovissimo progetto dell'ecocentro, veramente innovativo, il primo innovativo di tutto che faremo, che darà veramente un servizio molto più di livello adeguato alla città e non solo, perché sappiamo che i cittadini girano anche fra i comuni del bacino. Questo è un bel investimento, credo sarà attorno al €1 milione, ecco, e questa sarà la nuova sorpresa di cui magari ne parleremo sempre nella prossima serie della... Esatto. Nella prossima puntata. Grazie Paolo Contò, direttore, grazie per essere stato in nostra compagnia, davvero buon proseguimento di giornata. Ora ne parliamo qui in studio con Manera. Arrivederci. Grazie, vi saluto. Ciao Paolo. Arrivederci. Allora, grande sinergia, insomma adesso ci hanno anche parlato dell'ecocentro. Facciamo un salto indietro. Facciamo un passo indietro, sì. Ha spoilerato troppo forse. Facciamo un passo indietro. No, allora, varie cose importanti di questo progetto di Via Orsenigo. Primo, la bonifica, perché guardate che quello è un punto fondamentale, cioè la dimensione di questa sarà il più grande lavoro ambientale che verrà mai fatto a Treviso, anche perché non abbiamo altre discariche di quelle dimensioni. Ed era un posto abbandonato a ridosso di un quartiere. Seconda cosa, tutte le acque che verranno raccolte, come descriveva giustamente il direttore, potranno essere utilizzate per irrigare i campi, perché è acqua buona, è acqua piovana. Quindi questo è anche andare incontro all'emergenza climatica che abbiamo avuto per esempio quest'estate, in cui per 3 mesi non ha piovuto. Quell'acqua è utilizzabile, è acqua piovana, non è acqua inquinata, assolutamente. Terza cosa, il numero di alberi che piantumeremo, quindi creeremo un polmone verde all'interno di un quartiere e torniamo a quello che abbiamo sempre fatto fino adesso. E quarta cosa, io lo sottolineo e l'avevamo promesso perché il sindaco è anche responsabile della salute pubblica, verranno messi 14 punti di ispezione dopo la discarica che serviranno a valutare eventuali inquinanti anche derivanti dalla cava Morganella. Vi ricordate che c'è stato un dibattito sul fatto che la cava Morganella verrà scavata oltre quello che è il limite? Ecco, questi 14 pozzi che abbiamo voluto noi, che il bacino ha accettato, che ARPA ci ha anche ringraziato e in accordo con la provincia, serviranno da pozzi spia non solo per la ex discarica ma anche per gli eventuali problemi dove dovessero esserci alla cava Morganella. Questo dimostra che quando facciamo le cose magari passa un anno perché la burocrazia ha i suoi tempi, però poi
quando sono venuti giustamente i cittadini di paesi, Ponzano, anche se noi c'entravamo poco perché è nel loro territorio, noi abbiamo detto faremo di tutto per verificare quello che è la qualità dell'acqua. Che poi tra l'altro ne parlammo io e lei diversi mesi fa e qui con noi in collegamento c'era Legambiente, no? Esatto. Perché si parlava di quanto difficile fosse fare operazioni di questo tipo dove ad un beneficio ne corrispondono altri, come ad esempio il poter irrigare i campi utilizzando l'acqua piovana. Questo è importantissimo, guardate, è una cosa è interessante in Italia perché quando hai passato l'emergenza, adesso fa un po' più fresco fuori, ma ti dimentichi di quanto caldo e quanto i problemi di acqua abbiamo avuto. Allora, questi volumi d'acqua sono altissimi, cioè, guardate, potranno essere utilizzati per tantissime, non so se prelevati, adesso vedremo come fare, ma anche se solo venissero dati per utilizzo dei campi vicino, è un risparmio d'acqua in generale fortissimo per questa comunità. Andiamo ai pannelli, quanta energia? Allora, lo studio sarà per 1 megawatt. Considerate... Ci sono dei limiti per quanto riguarda le comunità energetiche? Allora, la norma sta cambiando perché qua si parla di cabina primaria, adesso non entro troppo nel tecnicismo, ma a Treviso ci sono 2 cabine primarie. Quindi il territorio di Treviso viene coperto da 2 cabine primarie. Quindi praticamente considerate che una casa consuma 3 kW, 1 milione di... cioè, stiamo parlando di queste cifre perché 1 megawatt è quello. Quindi è sicuramente una cosa importante. La vera domanda, che non spoilerò adesso, è: a chi verrà data questa energia? Perché quello sarà il vero tema, perché quella sarà una scelta importante. Quello stiamo valutando, stiamo facendo dei calcoli, perché dobbiamo essere attenti ai calcoli, perché sono calcoli tecnici ma anche economici, perché è giusto andare a vedere, però delle idee ci sono e sicuramente torneranno alla nostra comunità, intesa come Treviso, perché questo è importante. Teniamo conto che è anche stato corretto darlo al bacino Priula. Diciamo forse 10 anni fa, non è mai stata fatta questa cosa, forse 10 anni fa la bonifica o la messa in sicurezza poteva essere gestita dal comune stesso, noi siamo un comune grande, abbiamo le risorse. Però teniamo conto che quella discarica era utilizzata da tutti i comuni contermini. Sì. Quindi diciamo è una forma di ritorno che viene fatto anche all'utilizzo, perché la dimensione, come dicevi te, sono 40 metri in profondità, ma è enorme. Se uno prende Google Maps, cioè lo guarda, è una cosa dimenticata all'interno di Treviso. Ecco, quindi averlo ceduto al bacino Priula è stata un'operazione vincente. Peraltro il comune è stato bravo, e i tecnici sono stati bravissimi, a reperire 4 milioni e mezzo, quindi non costerà neanche ai cittadini di Treviso. Quindi non sarà un costo, ma ribadiamola, questa cosa non c'è alcun costo a carico dei cittadini. Ma senta, come fate con l'aumento delle materie prime e la scarsità di materie prime, che poi è evidente anche per la costruzione di pannelli, perché adesso sappiamo che il fotovoltaico sta andando a ruba, ma non è nemmeno così semplice da realizzare e reperire. È esattamente quello per cui non ho voluto spoilerare il motivo, perché ovviamente allora, la produzione energetica dovrà avere una parte che bilancia il costo di produzione di tutto l'impianto, perché non è che possiamo nessuno può andare in perdita, sarebbe una bugia. La differenza verrà ceduta agli utilizzatori che noi vorremmo fossero o alloggi popolari, cioè comunque situazioni pubbliche, perché è giusto che sia il pubblico, secondo me. A quel punto però dobbiamo vedere quando verrà fatta la gara finale per capire il costo di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, in quel momento storico quanto sarà il costo dei pannelli, chi lo realizzerà, se verrà fatto, se verrà fatto un project financing, se verrà fatto un piccolo mutuo che andrà, cioè bisognerà capire qual è la situazione, quindi diciamo... Che tempi ci diamo? Allora, a dicembre c'è il famoso kick-off di bonifica. Io ho visto una tempistica che dà al netto i problematiche, perché quando scavi lì sai come quando ristrutturi la casa, sai come parti, però non sai cosa trovi. Esatto. Diciamo che a giugno-luglio del prossimo anno la bonifica messa in sicurezza sarà finita. Attenzione, noi abbiamo già fatto i passaggi di procedimento anche in provincia e con ARPA, quindi tutta quella parte già, perché normalmente uno dice poi c'è la burocrazia, no, quella parte è finita perché il progetto è già stato approvato. A quel punto noi potremo mettere noi, con Terina Priula, con noi, potrà mettere i pannelli fotovoltaici. La gara partirà prima, chiaramente, quindi noi vorremmo giugno-luglio del prossimo anno, finita la bonifica messa in sicurezza, partire subito con le piantumazioni, perché io non le vorrei dimenticare, e
i pannelli fotovoltaici. Senta, l'ultima questione, avendo qui insomma un assessore alle politiche ambientali, che le pongo è questa, visto che prima si è anche parlato di monitoraggio delle falde, di inquinamento. Allora adesso inizia l'inverno, tanti si scalderanno con caldaie vetuste e ripartiranno le domeniche ecologiche, cioè i vari tentativi per fare in modo che l'aria che respiriamo sia meno inquinata. Che progetti avete? Allora, detto che siamo in una situazione perché particolare, veramente 4 anni e mezzo di mandato abbiamo visto di tutto, quindi sappiamo sempre anche qui, dobbiamo sempre vedere qual è l'emergenza dell'emergenza, però noi abbiamo una strategia a questo punto di vista. Teniamo conto che abbiamo emesso un altro bando caldaie che va sempre tutto esaurito, quindi vuol dire che sta funzionando, e quella è la principale forma di inquinamento che noi abbiamo nella città di Treviso, perché non abbiamo grandi fabbriche, quindi bisogna dirlo, non abbiamo allevamenti intensivi, quindi neanche quello è un problema. È chiaro che l'aria si sposta poi, perché non è che quello che viene prodotto a Paese o a Carbonera non si sposta, però diciamo il comune di Treviso, e le macchine sono tendenzialmente il minore dei problemi, perché stiamo andando verso tutte auto Euro 6 man mano che passano gli anni, quindi diciamo che potenzialmente non ha un grande impatto. Però le domeniche ecologiche ci vengono fissate per legge, ne avremo 6 perché quello è il periodo, e stiamo lavorando per recepire ancora fondi dal PNRR in questo caso, per aumentare quello che può essere ancora il cambio caldaie, perché quella è la direzione. Teniamo conto che noi stiamo anche facendo, abbiamo fatto una gara sulle colonnine elettriche, quindi saranno sempre più macchine a movimento elettrico, però l'impatto delle auto, bisogna dirselo sinceramente, andrà sempre tra le auto elettriche, le auto ibride non e è gli Euro quello 6, insomma il problema. Cioè l'abbiamo visto durante la pandemia, durante il primo lockdown, non è che sono crollati i dati, nonostante non ci fosse un'auto che girava per le strade. Esatto, compreso l'aeroporto chiuso, vorrei sottolinearlo. Non è crollato assolutamente nulla, perché l'inquinamento domestico, e noi dobbiamo scaldarci, io non sono uno di quelli che dice vabbè stiamo al freddo, sì, ma così ci ammaliamo, cioè, no, non è che ci scaldiamo per sfizio, no? Però quella è la direzione giusta, quella è la direzione giusta. Io spero che il prossimo governo tenga conto anche di questo, perché bisogna anche premiare i comuni che hanno forte propensione alla sostenibilità ambientale. Cioè noi l'abbiamo premiato l'Europa prima che lo Stato italiano, diciamocelo francamente. Siamo andati in Europa siamo arrivati terzi come comune più sostenibile, ma lo facciamo diciamo un po'. Comunque lei in questo momento ci sta dicendo che si può ottenere, poi adesso il tema delle comunità energetiche in qualche modo è stato sdoganato, voi siete stati tra i primi e anche per questo che insomma siamo qui a raccontarlo, no? Quindi il tema della burocrazia in qualche modo c'è, ma ci si può lavorare, un obiettivo si può ottenere con un gioco di squadra, insomma ce la si fa. Allora speriamo, insomma, stiamo anche noi in attesa di vedere quando partiranno i lavori e capire anche a chi andrà questa energia prodotta da questi pannelli fotovoltaici che sorgeranno sulle ceneri di una discarica. Esatto. Grazie ad Alessandro Manera, assessore alle politiche ambientali. Dunque la prima comunità energetica in uno spazio davvero molto molto ampio proprio a Treviso. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi da Treviso ci spostiamo sulle colline UNESCO per parlare di turismo e ricettività, quindi a tra poco. 13.07, buongiorno, ben ritrovati. Come promesso parliamo di turismo adesso, tra l'altro prima avete visto il collegamento con la collega Chiara Gaiani dal Padovano, l'albergatore delle Terme Millepini, impossibilitato di installare un impianto fotovoltaico perché bloccato dalla sovrintendenza per la vicinanza con il Parco Colli. Qui abbiamo due borghi storici, abbiamo Follina e abbiamo San Pietro di Feletto con i rispettivi assessori al turismo. Luca Zanta, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Ben ritrovato. Claudia Meneghino, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie. Assessore al turismo. Allora, qui abbiamo proprio due borghi storici, no? Tra l'altro siamo nel contesto meraviglioso delle colline UNESCO, quindi un brand vero e proprio. E vorrei partire proprio da qui, cioè quanto questo brand sta trainando questi territori meravigliosi e quanto le amministrazioni comunali possono fare per
accogliere quello che il brand Colline UNESCO potrà portare e loro. E poi insomma cercheremo anche di capire quali strategie sono state messe in piedi proprio per lo sviluppo del territorio stesso. Allora partiamo da San Pietro di Feletto, perché tra l'altro voi avete fatto di recente una conferenza stampa proprio per lanciare le strategie per il turismo, e l'avete fatta non a giugno o a luglio con l'apertura diciamo della stagione estiva, perché le Colline UNESCO tra lo sport, l'enogastronomia sono da vivere veramente a 360 gradi. L'avete fatto a settembre, come mai e da dove ripartire? Abbiamo fatto a settembre, il 17 settembre esattamente, abbiamo presentato una nuova strategia di comunicazione a termine appunto di una serie di lavori che l'amministrazione ha voluto implementare assieme anche ai privati. Ecco che il 17 settembre abbiamo presentato il nuovo logo, una nuova strategia di comunicazione per il turismo, e che consiste appunto in un logo che riprende le iniziali del comune di San Pietro di Feletto, SPDF, e anche con la creazione di poster che possono creare curiosità rispetto a quelli che sono le eccellenze del nostro territorio, quindi eccellenze dal punto di vista storico, culturale, anche paesaggistico, enogastronomico, naturale, naturalistico. In questo cartellone c'è dentro un po' di tutto, no? Perché c'è lo sport con Prosecco Cycling, c'è anche una maratona di lettura, insomma ci sono tutta una serie di ingredienti. Lei parla di strategia. Quanto è importante avere una visione nello sviluppo del turismo su un territorio che è in qualche modo coperto da un brand come quello delle Colline dell'UNESCO? Perché è così importante avere una strategia? Innanzitutto è cambiato anche il modo di fare turismo. Il turista oggi non è più la persona che vuole portarsi a casa un oggetto da mettere in valigia, per dire. È un turista che cerca un'emozione, che cerca un'esperienza anche formativa. Ecco che la nostra strategia è per questa nuova forma di turismo. Abbiamo quindi implementato gli eventi culturali presso la nostra Galleria dell'Eremo, per esempio, con la mostra Paesaggio e Cultura dedicata appunto alle nostre colline e ricordando che sono diventate patrimonio UNESCO. Abbiamo organizzato delle mostre per il periodo autunnale, invernale, tra cui voglio ricordare la mostra di Loreto Martina, che sarà inaugurata il 26 di novembre prossimo, con il titolo Cantico dei Cantici, che vuole essere un inno alla bellezza, alla gioia, all'amore, e anche, come diceva lei, rispetto, diciamo, all'aspetto ciclistico, sportivo, esatto. Sportivo. Quasi a dire, e qui passerei la palla a Follina, che non si vive solo di Prosecco, no? Nel senso che parliamo di territori meravigliosi, borghi appunto storici, che hanno fatto la loro fortuna anche grazie al Prosecco, ma non basta adesso, no? Quindi c'è bisogno di offrire e di far conoscere e capire che cos'altro c'è oltre al Prosecco. Beh, c'è molto, abbiamo uno straordinario prodotto che è sicuramente il Prosecco superiore e ne siamo fieri, però diciamo che tutto il nostro territorio ha mille altre ricchezze, parliamo dell'enogastronomia e quindi è collegata al Prosecco, ma anche della cultura, soprattutto anche l'aspetto paesaggistico. Infatti noi a Follina abbiamo già cominciato da tempo a promuovere il turismo, lavoriamo a stretto braccio con le associazioni di volontariato, che sono il volano incredibile per promuovere queste iniziative. Puntiamo molto su quello che è la cultura. Proprio l'altro giorno abbiamo avuto la presentazione del libro di Marco Goldin, gli ultimi giorni di Van Gogh, sull'anificio Paoletti. Adesso promuoveremo... L'anificio, attenzione, perché magari i nostri telespettatori non lo conoscono, ma è un anificio storico del 1700, ecco. Quindi è una situazione industriale incredibile, da valorizzare certamente, che ben si sposa con questi eventi della cultura. Chi mai avrebbe pensato, no, che un'azienda storica del territorio avrebbe potuto diventare meta turistica, no? Cioè, quindi anche luogo in cui organizzare la presentazione di un libro. È vero, no? È vero, peraltro anche tutto il territorio, avremo adesso
adesso anche una ciclostorica, la Croda, quindi un turismo molto di nicchia, e avremo anche le 100 miglia sulla strada del Prosecco, quindi anche qui auto storiche. È una tipologia di turista particolare, che ama vivere, come diceva la collega, le esperienze, il territorio, e che ama molto anche quello che è proprio il piacere di gustare i momenti in questi paesaggi, che non sono, per fortuna, solo Prosecco, anche se dobbiamo dire che è veramente un aspetto incredibile. Allora faccio a lei questa domanda, poi la girerò ovviamente all'assessore Claudia. La cosa interessante è che sia Follina che San Pietro di Feletto hanno comunque delle frazioni. Ogni frazione ha la sua particolarità, ogni frazione organizza magari le proprie tradizioni storiche, le organizza attraverso degli eventi. Però abbiamo capito attraverso il brand Colline dell'UNESCO quanto importante sia fare rete tra comuni e ad esempio organizzare un evento sportivo dove le biciclette attraversano diversi comuni piuttosto i tour enogastronomici. Ecco, quanto difficile è fare squadra, come si fa anche, no? Proprio a livello tecnico? Ma è una bella difficoltà, effettivamente non è semplice. Non è semplice perché anche all'interno poi dei nostri comuni ci sono diverse associazioni. Esatto. Si fa squadra mettendoli assieme, quindi si fa squadra cominciando a far parlare le nostre associazioni, ma soprattutto si fa squadra poi quando si vedono i risultati. Per cui noi abbiamo fatto anche diverse manifestazioni, la Notte Romantica, il Borgo dei Desideri, coinvolgendo più associazioni, e questo crea appartenenza. Ma poi l'altra difficoltà, e l'associazione UNESCO su questo ci sta dando un grande contributo, è anche quello di lavorare tra comuni e tra amministrazioni. Tant'è vero che proprio 10 giorni fa abbiamo inaugurato con il presidente Zaia il ponte sul torrente Campea, che unirà proprio Farra di Soliga con Follina per il passaggio del cammino dell'UNESCO. Quindi ecco che sarà sempre più fondamentale collaborare tra tutti noi comuni. Fare rete. Giro anche a lei un po' la stessa domanda, come si fa rete? Sì, assolutamente. No, giustamente come lei diceva, ogni frazione ha le sue tradizioni, no? Però è vero, adesso è arrivato un momento in cui bisogna collaborare assolutamente. Lei ha citato prima il Gran Fondo Prosecco Cycling, che è uno degli eventi che vede non solo le frazioni del comune di San Pietro di Feletto, ma diciamo proprio i comuni delle colline del Prosecco, in un percorso unico di 100 km che si sviluppa appunto sulle colline del Prosecco di Conegliano, certo, e che passerà per il nostro muro del Poggio, che adesso è diventato famoso. Senta, un altro tema, no? Quando si hanno delle aspirazioni a diventare meta turistica per eccellenza e quindi ad attrarre a sé turisti di tutti i tipi, ma anche turisti internazionali, è necessario poter offrire anche le strutture, offrire un'ospitalità adeguata. A Follina è emerso questa questione, perché ci sono un sacco magari di case disabitate e forse proprio lei, assessore, aveva sollevato la questione di assenza di strutture recettive, cioè c'è bisogno di poter dare ospitalità a tutti questi turisti e non sempre si riesce a farlo. Come ovviare a questo problema? Ma effettivamente questo sarà il problema. Questo sarà il problema, perché noi avremo sempre più turisti, ma non abbiamo le strutture ricettive e i posti letto necessari. Bisognerà rivalutare le strutture che abbiamo, che poi le casere, case disabitate costruite negli anni 50-60 comunque sono le situazioni più ambite dai nostri turisti, che cercano non il classico appartamento albergo, ma qualcosa di particolare. Leggevo un articolo proprio fatto da un sito internet che valutava le richieste di appartamenti e di case anche solo per acquisto, e tutto il territorio dell'UNESCO negli ultimi 7 mesi del 2022 rispetto al 2021 ha avuto un aumento del 100%. Follina siamo passati al 500% di acquisti di case da parte di americani. Quindi veramente dovremo trovare qualcosa assieme anche alla Regione sul recupero di quelli che sono i casolari e le casere, perché non dobbiamo farci trovare pronti a questo appuntamento con turisti che arriveranno in massa. Sta succedendo un po' quello che è successo in Toscana tanti anni fa, secondo lei? Cioè un processo che è iniziato e non si può fermare, il fatto che
possa muoversi anche un turismo internazionale verso i vostri luoghi e che quindi c'è bisogno insomma di fornire un servizio di un certo tipo. Certamente, ma parlo per il comune di San Pietro di Feletto, che è tradizionalmente un comune dove si è occupato di coltivazione della vite, per cui non nasce come luogo di turismo. Quindi adesso bisogna un po' cambiare, crescere in questo senso e sviluppare il senso dell'accoglienza, un'accoglienza di un turista che cerca appassionato di storia, di cultura, un turista che non può essere di massa, ma un turista che ricerca e che soprattutto rispetta i nostri luoghi, le colline, che sono oltretutto luoghi... un turista sostenibile, insomma, che è un po'... Esattamente, un turista che rispetta questo luogo, che è prima di tutto un luogo di lavoro, continua ad essere un luogo di lavoro, delicato nella sua struttura a mosaico, no? che è quello che ci caratterizza per questo sito UNESCO, e quindi attento anche all'ambiente. Senta, dal punto di vista dei servizi, voi ad esempio come siete messi proprio in questo senso? Mi vengono in mente le strutture ricettive, ma mi viene in mente anche l'attività di noleggio biciclette elettriche, che adesso è davvero una delle attrazioni turistiche più grandi, no? Arrivano i turisti magari dalla Germania e vogliono noleggiare la bicicletta per farsi le colline. Ecco, stiamo studiando, stiamo vedendo le possibilità che ci sono, soprattutto valorizzando il turismo lento, il turismo a due ruote, no? Che è più compatibile con le nostre colline. Quindi... È interessante immaginare che, mi viene in mente Cison di Valmarino, ma insomma tante altre strutture, no? Molto hanno fatto i privati, no? Nell'intervento sul territorio. Questa volta qui, tra l'altro con la vostra presenza, stiamo raccontando come siano le amministrazioni pubbliche a voler prendere le redini dello sviluppo del turismo nel loro territorio e a poterlo gestire anche, no? Sì, è fondamentale, hai detto benissimo Anna, perché sempre più il turismo sarà la leva di sviluppo economico per il nostro territorio, quindi sta a noi promuovere e sviluppare nuove iniziative. Noi come amministrazione, se queste bollette ce lo permettono, perché questo è il vero problema, poi adesso dopo il Covid ci sono queste bollette, abbiamo intenzione di porre anche dei contributi a fondo perduto per l'apertura di nuove iniziative e esercizi commerciali nei centri storici, non solo di Follina ma anche delle frazioni, perché crediamo molto che il borgo debba essere vivo, e può essere vivo solo se abbiamo esercizi commerciali che comunque garantiscono anche prodotti artigianali, quindi non prodotti di massa. Quindi ecco che lo sviluppo è in questo senso e deve essere guidato dall'amministrazione comunale. Come la vedete, lo chiedo ad entrambi, questa scelta un po' calata dall'alto? Ovviamente il PNRR ha stanziato i 20 milioni ma posandoli, insomma destinandoli solo a determinati borghi, quindi questa scelta di privilegiare, passatemi il termine, alcuni piuttosto che altri, invece che distribuire veramente sul territorio le risorse per il turismo. Partiamo con Follina. Io non posso che non essere d'accordo, perché come si può pensare di concentrare 20 milioni in un unico borgo che comunque avrà difficoltà a spenderli? Se si fossero divisi in 20 borghi, 1 milione, credo che lo sviluppo sarebbe stato più coerente, più omogeneo e avrebbe dato una risposta maggiore ai turisti che si potrebbero spostare in borghi e che potevano curare meglio le strade, sistemare delle strutture anche per il volontariato e per i turisti. Purtroppo è stata una scelta che ancora non capisco e che speriamo insomma non si verifichi più. Non si verifichi più. Chiedo anche a lei, insomma, avevate anche voi sognato un po' con il PNRR? Diciamo che nei comuni per esempio, piccoli, possiamo dire anche come San Pietro di Feletto, naturalmente avere degli aiuti è determinante soprattutto in questo momto storico dove si vuole promuovere il turismo, promuovere l'imprenditoria del turismo. Sì, anche perché poi quando parliamo di turismo un altro tema è stato quello della mancanza di personale che ne abbiamo parlato, è tutta l'estate che ne parliamo, no? C'è
quindi anche un turismo di qualità ha bisogno di personale di qualità, non personale improvvisato, quindi immagino che anche voi nelle vostre strategie abbiate anche ragionato su offrire... Questo effettivamente è un problema che abbiamo riscontrato e colgo l'occasione, mi va di accennare a una battuta che ha fatto Michel Costa quando era il 22 settembre scorso, quando lui ha presentato il libro Futurismo, dove dice: noi operatori del turismo facciamo una missione, il nostro è dobbiamo far crescere la consapevolezza dei giovani che è il mestiere più bello del mondo, nel senso che l'accoglienza deve essere vista come una missione. Anche perché fa un po' parte, insomma, devo dire, del nostro DNA. Lei, Luca, ha parlato molto, no, di volontariato, perché c'è questo, c'è la professionalità e poi c'è inevitabilmente la grande forza del volontariato che permette anche alle Pro Loco di lavorare, a tante iniziative. Voi avete fatto i bellissimi mercatini di Natale, cioè tante iniziative poi sul territorio che però hanno bisogno di questo tipo di sostegno. Però c'è anche bisogno che anche il volontariato sia sostenuto. Sì, noi crediamo molto nel volontariato, infatti stiamo vicino a tutte le associazioni. Purtroppo abbiamo notato che il Covid i danni li sta portando ancora, perché quello che era un gruppo prima di un'associazione, non so se anche la collega riscontra questo problema, ma si sono sfaldati i legami, quindi è difficile adesso mettere assieme di nuovo le persone e stimolare di nuovo a creare quegli eventi che prima erano all'ordine del giorno. Sta a noi insistere e soprattutto, ripeto, la benzina del volontariato è poi mostrare i risultati che ci sono e le presenze turistiche, l'apprezzamento che abbiamo dall'esterno ci sono, quindi sarà a noi, insomma, coinvolgerli in questo. A questo proposito vedo che tra le vostre iniziative c'è anche una bella tavola rotonda legata proprio al turismo che vorrei, e c'è il gruppo Giovani Ambasciatori delle Colline del Prosecco di Cogliano, è a Valdobbiana. Il gruppo Giovani Ambasciatori dice tanto, no? Questo... Sì, è un progetto del Comune di San Pietro di Feletto che ci dà molta soddisfazione. Abbiamo creato questo gruppo che è diventato oltretutto un gruppo sovracomunale, nel senso che partecipano ragazzi non solo di San Pietro di Feletto ma dei comuni vicini. Hanno un'età compresa tra i 14 e i 30 anni e facciamo per loro un percorso di conoscenza del territorio, perché devono essere i primi a godere di questa bellezza per poterla promuovere e poterla conservare. Infatti e con loro, con questo gruppo, stiamo organizzando questo evento del 19 novembre che parlerà appunto di turismo sostenibile e rivolto ai giovani. Eccola qua, tavola rotonda il turismo che vorrei. Il turismo che vorrei. Anche a lei, Luca, chiedo un evento particolare a Follina delle prossime... Stiamo lavorando molto, ma non posso dire tutto perché è ancora un segreto. Abbiamo spoilerato un sacco di cose in questa trasmissione. Nel 2013 stiamo lavorando ad una rassegna musicale che avrà un evento ogni mese, una rassegna musicale di qualità, una rassegna musicale che poi negli anni dovrà crescere con l'aiuto di musicisti di tutto il territorio, proprio per le sinergie che stiamo facendo, quindi anche Follina, Pieve, Conegliano, e sarà una rassegna musicale che racconterà delle storie, e la bellezza di questi appuntamenti sarà che sarà in ogni evento sarà in un posto diverso di Follina, l'Anificio Paoletti, all'Abbazia, al Teatrino, in piazza all'aperto, nelle frazioni, quindi cercando di coinvolgere sempre di più le persone e i turisti. Quindi questi festival diffusi, no? Dove c'è lo sport, c'è la cultura, c'è la musica, la lettura, questo è il destino, no? E questo è anche l'obiettivo a cui stanno lavorando i comuni delle Colline del Prosecco. Prima di salutarvi vi chiedo così velocemente un commento ad un servizio che abbiamo mandato in onda prima, che ci parla delle terre alte, quindi della montagna, dove i palazzetti del ghiaccio, quindi queste strutture che comunque hanno da sempre attirato il turismo, chiudono perché non si riescono a mantenere. Posso chiedervi un commento al volo in merito a questa situazione? Sì, dispiace perché comunque dobbiamo essere consapevoli che abbiamo bisogno di strutture. Se non ci sono strutture non c'è turismo, non c'è comunque la possibilità di svilupparsi, quindi dispiace che ci siano queste chiusure perché comunque non vanno ad impattare nel territorio, ma anzi lo arricchiscono se ben gestite, quindi questo è il mio pensiero.
Assessore. Sì, sono perfettamente d'accordo con l'assessore. La chiusura di queste realtà impoverisce il territorio assolutamente, sono eccellenze che invece devono essere promosse. Devono essere aiutate, bisogna aiutare a mantenerle. Grazie davvero ai nostri ospiti, l'assessore al turismo del Comune di San Pietro di Feletto, l'assessore al turismo del Comune di Follina. È stato bello, poi insomma mentre parlavate abbiamo fatto vedere delle bellissime immagini. Questo weekend non è particolarmente felice come meteo, dopo vi dobbiamo anche dare un'allerta meteo, quindi insomma questo weekend sarà un po' difficile, però ci attende un bell'autunno sulle colline del Prosecco, quindi insomma grazie anche a voi per quello che fate per il territorio. Grazie Luca Zanta, grazie a Claudia grazie a voi. Meneghini. Vi faccio vedere, prima di andare in pubblicità, perché insomma chiudiamo in bellezza quando parliamo di turismo, questa competizione tecnica, la Dolomiti Rescue Race, organizzata dalla stazione di soccorso alpino di Pieve di Cadore. Presentata l'11ª edizione della Dolomiti Rescue Race, manifestazione internazionale riservata ai componenti dei Mountain Rescue Team di tutto il mondo, con concorrenti dai 18 ai 70 anni. A Pieve di Cadore abbiamo deciso di portare i soccorritori per una giornata di festa, per conoscerci in un altro ambito e riunire quelle che sono le nostre capacità in una manifestazione, ma anche in una festa per tutti i soccorritori d'Italia e non solo. La partenza, sabato 1° ottobre, sarà al Pracia Delan, nel comune di Calalzo di Cadore, mentre l'arrivo sarà verso le 11 nella centralissima Piazza Tiziano a Pieve di Cadore. I 17 km del percorso si sviluppano sulle pendici dell'Antelao, con 2200 metri di dislivello complessivo. Il record di 1 ora e 58 appartiene proprio ai padroni di casa, mentre la media si aggira tra le 2 ore e mezza e le 3. E all'interno delle prove tecniche, corda doppia, montaggio barella, dei tratti attrezzati in parete dove devono comportarsi da alpinisti, per cui sfruttare e utilizzare i materiali che abitualmente si usano nei soccorsi. L'anno scorso in gara c'erano una 70ina di squadre provenienti da tutta Italia, isole comprese, e sono attesi team di Mountain Rescue da Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Austria, Croazia e Slovenia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Si apre una fase di tempo spiccatamente instabile, una intensa perturbazione atlantica coinvolge il nostro territorio nel weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 24 settembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso al mattino, ma in genere sarà asciutto. A partire dal pomeriggio condizioni in netto peggioramento, con piogge e temporali un po' su tutta la nostra regione. Attenzione a possibili fenomeni anche forti, non si escludono locali grandinate e nubifragi, specie nelle ore serali e notturne. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 9 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, meglio in mattinata con qualche spiraglio di sole sulla costa. A seguire più nubi con precipitazioni via via più diffuse, in genere moderate e localmente abbondanti. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, specie dalle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 10-13 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
11.35, ben ritrovati, seconda parte di questa nostra prima edizione. Avete visto, abbiamo iniziato ovviamente come di rigore con la cronaca, poi abbiamo parlato della difficoltà che stanno attraversando il mondo delle cooperative a causa appunto di servizi presi in appalto a determinate tariffe che oggi con questi rincari fanno fatica ad essere garantiti. Poi abbiamo parlato di comunità energetiche con la prima grande comunità energetica che sorgerà a Treviso sulle ceneri della discarica di via Orsenigo, e poi abbiamo toccato il tema del turismo. In qualche modo facciamo un passo indietro, torniamo a parlare di caro bollette, ma questa volta lo facciamo con il direttore di un centro servizi per anziani, il direttore del Bombozzolla, Eddie Frezza. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, abbiamo parlato in questo periodo, direttore di Bombozzolla, per due aspetti diversi. In seconda battuta ne parleremo tra poco, l'ampliamento con il grandissimo progetto e il nuovo Bombozzolla che è stato presentato diversi giorni fa, però oggi l'attualità ci porta a parlare purtroppo di costi, perché sono costi che non si possono tagliare, quelli dei servizi per gli anziani, delle persone in difficoltà, l'assistenza, la riabilitazione. Dove si taglia? Come si fa a gestire questi costi e soprattutto quanto ammontano attualmente? Allora, bella domanda. Sapere come tagliare i costi è una cosa sulla quale stiamo lavorando da moltissimo tempo. I costi stanno incidendo il 20-30% in media sui prodotti che vanno dall'incontinenza all'igiene delle persone, alla ristorazione, ai rincari che abbiamo tutti sull'energia elettrica, sul gas, quindi sono costi per noi che oggi sono diventati quasi insostenibili e che hanno un riverbero importante su quello che sono i bilanci delle nostre strutture. Quello che possiamo fare è quello di cercare di contenere il più possibile quelli che sono gli sprechi. Noi stiamo già lavorando sul contenimento dell'uso della luce, sullo spreco da parte per quanto riguarda i generi alimentari, quindi i pasti, sull'attenzione che devono avere tutti gli operatori che operano all'interno della struttura per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua, delle luci, dei prodotti, in modo tale da cercare quantomeno di contenere questi costi, soprattutto perché è innegabile che noi i servizi agli anziani non possiamo assolutamente tagliarli. Noi dobbiamo garantire uno standard, un livello di qualità nell'assistenza e nelle offerte che noi diamo ai nostri ospiti che non può sicuramente essere intaccata da questo aumento dei costi. Senta, siete stati contattati ad esempio dalle famiglie, perché ovviamente chi lavora in un centro servizi per anziani lavora sempre, no, in comunicazione con le famiglie delle persone che voi assistete e che ospitate. Avete rilevato preoccupazione, anche la voglia magari delle famiglie di fare un passo in avanti, cioè come si stanno rapportando anche le famiglie di fronte a questi rincari? Io posso parlare ovviamente per il mio istituto e dico che in questo momento c'è preoccupazione. C'è un po' di preoccupazione ovviamente perché la stiamo vivendo all'interno delle nostre famiglie con le bollette che arrivano, quindi è inevitabile che pensino anche a quali possono essere gli eventuali scenari futuri all'interno delle nostre strutture. In questo momento, per quanto ci riguarda, noi stiamo cercando di mantenere un livello delle rette costante anche con i mesi scorsi, però vediamo come riusciamo a poterlo portare avanti anche nel corso dei prossimi mesi. Quindi non ci sono stati aumenti? Per il momento no. È arrivato un aiuto dalla Regione del Veneto per appunto queste strutture? Allora, il presidente Zaia all'inaugurazione del Bombozzola ci ha annunciato un taglio dell'IRAP che è un costo rilevante per le strutture soprattutto pubbliche, perché parliamo delle pubbliche dove ha una percentuale di tassazione dell'8,5% sugli stipendi lordi e quindi è un costo molto importante per le nostre strutture. Tagliarlo alla metà come ha annunciato il presidente Zaia dal 1° gennaio 2023, se non ricordo male, questo potrebbe portare un grandissimo aiuto per le strutture pubbliche. Ovviamente le altre strutture hanno già una tassazione diversa che è inferiore rispetto a quella delle IPAB. Senta, com'è cambiato in questi anni un po' il lavoro all'interno di questi centri servizi? No? Perché noi ne abbiamo parlato per tanto tempo, porte chiuse, il Covid, la necessità anche di avere operatori sanitari, operatori costretti anche a fare il lavoro dei familiari in questo caso, quindi ad avere dei carichi sicuramente
sicuramente maggiori in questo periodo. Poi il Covid in qualche modo si ritira, non possiamo dire che si sia ritirato definitivamente, ce lo dicono i numeri, però le case di riposo tornano ad aprire le loro porte. E oggi questo. Lei che è direttore di una struttura così importante, come può raccontarci questi anni, come è cambiato anche proprio il lavoro di dirigenza di una struttura di questo tipo? Allora, il lavoro è cambiato tantissimo, non solamente con il Covid, ma già prima del Covid. Ricordo quando sono entrato nel mondo delle case di riposo, che oggi dovremmo chiamare più centri di servizi, no? Che case di riposo, avevamo un'utenza dove c'era un maggior grado di autosufficienza. Oggi siamo nella situazione in cui il rapporto è completamente ribaltato e abbiamo tantissime persone che sono veramente non autosufficienti e gravemente non autosufficienti, e questo impatta moltissimo sulla tipologia di prestazioni e di lavoro che gli operatori, gli infermieri o comunque anche l'educatore, lo psicologo all'interno della struttura deve fare. Poi il Covid ha cambiato ancora la modalità di approccio ai servizi, una modalità di approccio all'anziano, perché ci siamo dovuti sostituire gioco forza anche ai familiari, nel senso che abbiamo sì garantito durante il periodo del Covid, ne abbiamo parlato spesso, di tutti quelli che erano i possibili contatti attraverso il telefono, le videochiamate, però non è la stessa cosa. Quindi gli operatori, e li devo ringraziare per questo, durante il periodo del Covid hanno messo anima ancora di più nel lavoro e quindi si sono veramente sostituiti, capendo benissimo qual era lo stato anche di emotivo, psicologico che stavano vivendo i nostri ospiti in quel momento. Oggi che siamo in una fase di riapertura e, come diceva giustamente lei, il Covid non è passato, ma io credo che d'ora in poi dobbiamo anche abituarci a convivere con questo e quindi cambiare anche la modalità di approccio, andare oltre quello che sono le attuali anche misure che continuano all'interno delle strutture, perché è innegabile che nei prossimi comunque anni ce lo portiamo ancora con noi il Covid, quindi dobbiamo fare un passo ulteriore di riapertura e portare all'interno delle strutture, oltre che i familiari, anche le associazioni di volontariato che durante il periodo del Covid abbiamo dovuto sospendere come attività e che per noi risultano una forza importante perché contribuiscono a portare il territorio, quindi l'esterno, all'interno delle nostre strutture. Non a caso la scelta proprio del Bombozzolla nel giorno dell'inaugurazione di consegnare un premio e ai dipendenti e un contributo, insomma una pergamena e alle associazioni come Proloco, come gli Alpini, poi associazioni di volontariato, la parrocchia San Vincenzo, la scuola anche con i bambini che portano insomma questa grande luce ai nonni, proprio perché diventano i bracci operativi, no? E la comunicazione, lo sguardo sul territorio in queste strutture. Allora ve le facciamo vedere perché le abbiamo anche preparate le immagini del nuovo Bombozzolla e qui c'è stato un intervento importante, no? E è interessante raccontarvi come questo intervento sia stato realizzato anche grazie, ecco, la parte nuova è tutta la parte che vedete davanti, costruita ex novo, quindi con efficientamento energetico, comfort abitativo, cioè qui voi siete intervenuti. Noi siamo intervenuti in maniera importante, la parte dietro è la parte esistente del Bombozzolla che ha subito un importante intervento di ristrutturazione sia da un punto di vista sismico oltre che architettonico ma anche impiantistico. La parte davanti invece è una parte in ampliamento e quindi è una parte nuova che si collega all'esistente, quindi abbiamo cercato di unire le due anime, le due strutture e fare un corpo unico, un corpo che tiene conto per quanto riguarda l'aspetto strutturale ovviamente delle norme antisismiche, ma da un punto di vista impiantistico abbiamo fatto un grosso investimento, forse all'epoca forse neanche ce ne rendevate conto, no? Anche per sopperire a quella che è la situazione attuale. La struttura ha una coibentazione di 12 centimetri, abbiamo investito anche in questo rispetto agli 8 che erano previsti nel progetto iniziale, abbiamo sostituito tutti gli infissi
fissi, abbiamo rimesso il fotovoltaico implementandone con una parte che mancava, che non è ancora sufficiente a coprire tutti i costi energetici dell'istituto, perché noi adesso non utilizziamo più il gas se non per la cucina, ma siamo totalmente elettrico. Abbiamo investito molto sugli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricircolo dell'aria, che comunque permette un mantenimento a temperatura costante, quindi ridurre le spese anche da questo punto di vista. Questo è il futuro, no? Cioè interventi di efficientamento di questo tipo, in questo tipo di ottica, un'ottica di sostenibilità, anche perché non possiamo sempre andare avanti, diciamo, mettendo delle pezze in situazioni, ma la cosa interessante è che questo grande lavoro di ampliamento nasce grazie a un lavoro di risparmio dello stesso centro servizi, perché c'è stato un aiuto da parte della Regione, ma rispetto a quello che è l'investimento del centro servizi è minimo. Allora, diciamo che la fortuna dell'Istituto Bombozzola è stato un accordo di programma Regione, ULS e Casa di Riposo e Comune di Farra di Soligo, che ha definito un po' quelle che erano le proprietà del vecchio ex ospedale, e quindi ci ha permesso di avere da parte un piccolo, delle risorse, non piccole, ma delle risorse che hanno consentito un investimento di questo genere, un investimento molto importante. Abbiamo messo quasi 12 milioni di euro in questo intervento, che abbiamo ottenuto un contributo da parte della Regione di 2 milioni di euro, che è a restituzione del capitale, e abbiamo acceso anche un mutuo, un finanziamento per poter arrivare a questa somma complessiva. È un investimento importante che confidiamo, ma ne siamo anche sicuri, possa esserci un ritorno, come si diceva prima, nel contenimento di tutte quelle spese che oggi sono e impattano in maniera così pesante all'interno di tutte le strutture. Senta, parliamo di assistenza proprio in senso stretto. Riesce una struttura di questo tipo a sopperire alla domanda del territorio, di un territorio comunque che dobbiamo immaginare essere più vasto, perché noi, proprio perché la popolazione invecchia sempre di più, come diceva lei, abbiamo tante persone che non sono più autosufficienti, ma perché magari vivono fino anche agli oltre 100 anni. Abbiamo intervistato una centenaria l'altro giorno, la signora Luigia, se non sbaglio, insomma, poteva tenere testa a un trentenne. Quindi questa è la direzione. Come fare a soddisfare, anche nella sua visione, dalla sua esperienza, una domanda che potrebbe arrivare sempre di più dal territorio? E perché sia accessibile a tutti? Allora, io sono convinto che non possiamo fare a meno dei centri di servizio. Inevitabilmente, nel momento in cui una persona diventa non autosufficiente, anche in maniera grave, la famiglia non può più farsene carico, non può farsene carico direttamente, nemmeno attraverso il sostegno delle badanti, e quindi è necessario avere strutture che accolgano questa tipologia di persone. Quello che si può fare è incentivare invece tutto quello che è l'assistenza domiciliare, quindi la permanenza dell'anziano all'interno della propria casa e della propria abitazione con i propri familiari il più a lungo possibile. Questa è una strategia che già a livello di regione e comunque a livello nazionale stanno portando avanti, e che inevitabilmente dovrà essere tenuta in considerazione nei prossimi anni, soprattutto perché, come dicevo, oggi entrano nelle nostre strutture veramente persone con gravi difficoltà e una grave non autosufficienza. Poi parallelamente c'è anche tutto il mondo del co-housing, del social housing. Voi avete anche uno stabilimento lì vicino, adesso non ricordo il nome, me lo deve ricordare. Casa Cardani. Casa Cardani, dove ci sono invece gli anziani assolutamente autosufficienti che vengono a consumare i pasti al Bombozzola, ma hanno la loro completa autonomia quasi, no? Sì, sì, è una casa autonoma, loro vivono la loro vita all'interno di questa struttura, possono tranquillamente uscire come se fossero a casa, in un appartamento, eccetera, mangiano all'interno della struttura di Casa Cardani, i pasti vengono preparati e portati dall'istituto, e quindi è una parte dell'istituto, anche se fisicamente separata. Non è un co-housing è una forma un po' diversa, ed è una forma, secondo me, che va valutata in base al contesto territoriale in cui andiamo a fare il co-housing. Co-housing va bene in realtà più grandi, cittadine, dove c'è già
una propensione a una comunità. Noi nei nostri territori siamo più abituati a avere la nostra casa, stare all'interno del nostro ambiente e infatti il co-housing l'abbiamo conosciuto in Europa, deve ancora arrivare in una forma davvero concreta qui in Italia, però è una prospettiva, soprattutto se ci sono dei finanziamenti, no? È una forma diversa di poter fornire un'assistenza a delle persone che sono comunque in grado di fare tutte le loro attività. E quindi in quel momento gli dai un supporto, come può essere la visita di un operatore, di un infermiere, l'assistenza in determinati momenti, in un contesto dove sono anche più tranquilli e possono continuare a vivere ancora più serenamente rispetto a essere a casa propria e vivere anche da soli, perché può succedere di essere da soli a casa. Senta, so che per il Bombozzola ci sono poi altri progetti, no? Nel senso non si finisce mai di sognare, se così possiamo dirlo, no? Soprattutto quando si può davvero pensare a aumentare la qualità della vita delle persone anziane. Allora, noi facendo un passo indietro nel progetto di ampliamento e ristrutturazione abbiamo impegnato tantissime delle nostre risorse nel strutturare il progetto e vederne la realizzazione proprio nell'ottica di dare degli spazi confortevoli ai nostri ospiti, spazi ampi, luminosi, perché comunque abbiamo, si può vedere posto tutta la parte, diciamo, della socialità o del diurno che guarda la vallata, quindi con delle ampie vetrate. Quindi c'è stata veramente una cura e un'attenzione nel corso dello sviluppo del progetto, che è partito in un modo ed è finito in un altro, anche perché la filosofia che ci ha guidato in tutti gli anni della progettazione è stata quella di garantire all'anziano la permanenza in queste strutture come se fosse a casa propria, per continuare a vivere, non per venire a terminare la loro vita, ma per continuare a vivere. Quindi noi dobbiamo essere bravi in questo. L'ultima domanda che devo farle, imprescindibile, è quella legata al personale. Sì. Persiste la problematica legata al reperimento di personale specializzato? Come avete ovviato a questo? Allora, per quanto riguarda l'Istituto Bombozzola, la considero ancora un'isola felice, nel senso che noi questi 2 anni abbiamo sofferto meno sia la carenza del personale di assistenza che infermieristico, e questo devo ringraziare moltissimo il lavoro di squadra che è stato fatto all'interno della nostra struttura. Tanti operatori, tanti infermieri che avevano partecipato al concorso hanno anche rinunciato al posto in ospedale per rimanere da noi, quindi si è creato veramente un bellissimo ambiente lavorativo e siamo anche attrattivi. È ovvio che però non possiamo esserlo all'infinito nemmeno noi, e questa carenza di infermieri si sente particolarmente. La Regione ha licenziato nel mese di agosto un provvedimento proprio sugli anziani per quanto riguarda le quote di rilievo sanitario per la non autosufficienza, prevedendo anche una riforma di quelli che sono gli standard, e su questo secondo me va fatto un ragionamento importante, perché nell'ottica della mancanza del personale bisogna trovare delle forme di assistenza o comunque degli standard diversi che possono garantire comunque sempre quella qualità del servizio che dicevamo prima. Certo, che poi è l'obiettivo, no? L'obiettivo imprescindibile per voi e anche e soprattutto per loro e per le famiglie. Edi Frezza, grazie per essere stato in nostra compagnia, direttore del Bombozzola. Abbiamo provato a toccare il tema dei centri servizi per anziani sotto vari punti di vista, i rincari, quindi le grandi spese che devono essere tenute sotto controllo, ma anche la possibilità di avere una visione anche per questo tipo di strutture in un'ottica di protezione e salvaguardia proprio dei nostri anziani e delle famiglie. Grazie al direttore del Bombozzola. Adesso tra pochissimo parleremo di sicurezza nel lavoro, cantieri, alternanza scuola-lavoro con il segretario generale della CGIL Mauro Visentin, e poi la preside dell'Istituto Max Planck di Treviso Emanuela Poll. Quindi tra pochissimo vi do 2 dati legati al Covid, ne abbiamo parlato prima con Edi Frezza. Purtroppo i dati sono in aumento, ovviamente la riapertura delle scuole ha aiutato la diffusione del contagio. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta in aumento rispetto alla settimana precedente, siamo al 16%, rialzo delle infezioni rispetto al 12% di fine agosto, quando il dato era pressoché stabile. Quindi insomma ci prepariamo ad un autunno in cui anche il Covid dovrà essere gestito e tenuto sotto controllo. Andiamo in pubblicità.
pubblicità, tra poco in collegamento con Mauro Visentin, CGIL. E 56, ben ritrovati ancora, prima edizione, sabato preelettorale, tra l'altro abbiamo toccato molti temi e ora, come promesso, ci colleghiamo con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Vogliamo toccare il tema della sicurezza sul lavoro, abbiamo aperto tra l'altro con quello della sicurezza stradale. Buongiorno Mauro, grazie. Eccoci, allora abbiamo aperto questa edizione del telegiornale con il collegamento Skype del nostro Christian Arboit, che era a Cessalto per questa insolita manifestazione nei confronti della sicurezza stradale a Cessalto, nei pressi proprio del casello autostradale, con una processione e una messa, manifestazione voluta dal sindaco. Adesso parliamo invece di sicurezza nei luoghi di lavoro. I sindacati hanno proclamato un'ora di sciopero lunedì, giorno in cui ci saranno i funerali di Giuliano De Seta, il giovane che stava facendo l'alternanza scuola-lavoro all'interno di una ditta del Trevigiano e è mancato a causa della caduta di una lastra di metallo. Allora Mauro, alternanza scuola-lavoro, sistema di ingresso di questi ragazzi all'interno delle aziende, ma in generale con lei vorrei toccare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Che cosa manca ancora dopo anni di discussioni legate alla sicurezza sul lavoro, secondo lei? Beh, innanzitutto manca la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché al di là di chi dopo purtroppo rimane sotto una lastra di metallo, il fatto è che quella lastra è caduta e non doveva cadere, o se avesse dovuto cadere non doveva coinvolgere nessun tipo di operatore, sia giovane, sia anziano, sia esperto o sia inesperto. E questo è il primo dato con cui noi dobbiamo fare i conti. E proprio per questo motivo noi abbiamo lanciato e proclamato un'ora di sciopero regionale, per cui per tutto il Veneto, per lunedì nella ultima ora del turno di lavoro, per cui l'ultima ora di uscita. E lo abbiamo fatto non per protestare contro chi che sia, ma per provare a mettere in campo una modalità diversa per accendere l'attenzione sulle questioni della sicurezza sul lavoro. Molto spesso la sicurezza viene tralasciata perché si deve fare presto, si deve fare di più, si deve fare tanto, eccetera, eccetera. Molto spesso viene tralasciata perché non c'è questo tipo di attenzione, questo tipo di cultura. E allora noi pensiamo che nei luoghi di lavoro prima bisogna insegnare la sicurezza e dopo bisogna insegnare il mestiere. Senta, secondo lei Mauro, se la sicurezza non avesse un costo, perché ha un costo anche la sicurezza dal punto di vista di certificazione, anche di ore di partecipazioni a corsi che devono fare i dipendenti. Se non avesse un costo, secondo lei sarebbe diverso? O no, se questo costo fosse diciamo pagato dallo Stato? Non sarebbe diverso, perché comunque il tema è la cultura della sicurezza, perché comunque se anche il lavoro costasse meno, in ogni caso ci sarebbe chi vorrebbe guadagnare ancora di più anche su quel meno che gli viene a costare il lavoro. Per cui non è il tema del costo, il tema è della cultura della sicurezza. Senta, una cosa che stiamo raccontando in questi giorni nei nostri notiziari, che per il caso di Giuliano De Seta ci sono 4 indagati. Tra questi indagati c'è anche la dirigente dell'istituto che Giuliano frequentava e il professore che era, diciamo che gestiva questo percorso di alternanza scuola-lavoro. Poi c'è il titolare dell'azienda e c'è un'altra persona, ma si è scoperto che alla fine questo tutor, questa famosa persona a cui i giovani che entrano in alternanza scuola-lavoro o con altri meccanismi di stage doveva essere affidato, in realtà questo tutor non esisteva. Quanto spesso succedono cose di questo tipo? Anche qua molto spesso diciamo che tra l'altro si sta cercando di capire, attenzione perché ovviamente c'è un'indagine in corso, si sta cercando di capire, però insomma per ora pare che questo tutor
non si trovi? Allora, è sempre lo stesso tema. Se come dire, i passaggi vengono vissuti come mera burocrazia, è ovvio che il tutor viene indicato e magari, come dire, non sa neanche di essere o comunque non ha ben chiaro che cosa vuol dire essere un tutor. E in ogni caso, come dire, gli indagati credo come dire, siano indagati per capire e per ricostruire le dinamiche della situazione. Con questo non bisogna criminalizzare nessun tipo di indagato, perché tutti ovviamente siamo innocenti fino a prova contraria, e chiaramente questo non deve frenare la possibilità di utilizzare come dire, esperienze anche esterne alle scuole per avvicinarsi al mondo del lavoro. Il tema è come lo facciamo. Il tema è ad esempio provare a mettere delle regole anche abbastanza semplici, cioè nessun studente si deve avvicinare in luoghi di lavoro e a provare a fare lavori dove c'è la necessità di lavoratori esperti. Nessun studente può essere messo a lavorare nel momento in cui sta facendo il tutoraggio, sta facendo l'alternanza scuola-lavoro. Tra l'altro adesso viene chiamata con un orribile acronimo che è il PTCO, però di fatto, come dire, è un tirocinio che dovrebbe soltanto dare i primi rudimenti e avvicinare e far capire a un giovane qual è il mondo del lavoro, cosa succede dentro un posto di lavoro. Però anche qua sembra, da quanto è emerso dalla stampa, che questo ragazzo l'estate la abbia passata in quell'azienda e senz'altro come dire, assunto come apprendista, e senz'altro avrà fatto qualche lavoretto, avrà fatto qualcosa per cui magari conosceva anche un po' come muoversi e probabilmente erano un po' tutti più tranquilli. Ecco, anche qua rilassarsi, essere tranquilli vuol dire sottovalutare il rischio che può incombere in ogni caso. Senta, voi ricevete segnalazioni anche da lavoratori dipendenti ad oggetto sicurezza, cioè la segnalazione non c'è sicurezza, non vengono rispettate le norme nella mia azienda? I lavoratori si rivolgono, denunciano? Sì, molto spesso molti lavoratori, soprattutto dove non viene fatta la formazione, dove non viene fatta l'informazione, si preoccupano e vengono a chiederci se è possibile come dire, intervenire o fare qualcosa. Però molto spesso questi lavoratori sono lavoratori precari, sono lavoratori che non vogliono essere coinvolti in prima persona e per cui non possono o non vogliono, perché non possono, perché hanno come dire, timore per il proprio futuro e per il proprio posto di lavoro, magari apparire o denunciare o che magari l'azienda possa risalire a chi ha fatto come dire, la segnalazione. Per cui noi in ogni caso diamo le modalità più utili e più adeguate per la tutela di questi lavoratori, però molto spesso come dire, la difficoltà di tanti lavoratori viene come dire, prima ancora della denuncia, viene prima ancora della segnalazione. E quindi sostanzialmente stiamo toccando un altro tema, no? Il precariato va a inibire, no, il coraggio delle persone di pretendere di lavorare con condizioni dignitose e appunto sicure, no? Quindi torna ad essere il grande problema, no, poi del nostro lavoro. Esatto. È la madre di tutte le battaglie. Che volume ha il precariato? Le chiedo, non so se ha i dati, ma segretario, secondo lei nel settore ad esempio quello delle costruzioni, dove ci sono stati i maggiori incidenti sul lavoro, che volume ha il precariato a livello percentuale? Il settore delle costruzioni è precario per antonomasia, nel senso che
molto spesso si può assumere anche per cantiere, per cui finito il cantiere è finito anche il contratto di lavoro. Nelle nostre zone da diverso tempo ci sono situazioni di stabilizzazione che in qualche maniera preservano, perché c'è una continuità del lavoro, però non è molto lontano da il resto del mercato del lavoro, dove dati di qualche mese fa, per cui non molto attempati, ci fanno vedere che il numero delle assunzioni a tempo determinato sono circa l'85-90% rispetto a quelle a tempo indeterminato. Dopo magari molti vengono trasformati anche, però intanto il primo periodo è un periodo di precariato dove nessuno, magari anche inesperto, ha la possibilità o la voglia o, come si diceva prima, ha il timore di mettere in discussione magari delle procedure, delle situazioni che dopo alla fine sono dei rischi veri e propri. Senta, il superbonus secondo lei ha aiutato o ha fatto esplodere ancora di più questo precariato? L'abbiamo vista tra l'altro recentemente nell'intervista del servizio sul caso di Casa Zero, no? Il consorzio di Nervesa della Battaglia, ma insomma questo è un caso, poi ci sono anche casi buoni legati al superbonus. Ovviamente sì, il superbonus in sé è una norma che ha aiutato a far ripartire il settore dell'edilizia, e quando parte il settore dell'edilizia è un settore che genera una filiera positiva e pertanto a far ripartire anche l'economia in questo paese. Noi abbiamo avuto dati positivi della nostra economia fino a, e li stiamo ancora vedendo in questi momenti, e molti sono legati appunto a questa dinamica generata dall'edilizia e in gran parte anche dal superbonus. Dopodiché, come sempre, le regole si possono aggirare, ma allora non direi del fatto che è la regola o è il settore che genera delle situazioni di precarietà o delle situazioni di poca chiarezza o addirittura situazioni dove c'è l'illegalità. Sono le persone e quelle vanno perseguite e devono essere punite anche in maniera esemplare. Siamo pienamente d'accordo con lei, grazie Mauro Visentin. Tra pochissimo ci collegheremo con la preside dell'Istituto Tecnico Industriale Max Planck per continuare un po' il ragionamento che abbiamo fatto insieme. Allora vogliamo ricordare, i sindacati hanno indetto un'ora di sciopero nell'ultima ora di lavoro di lunedì 26, che è il giorno in cui saranno celebrati i funerali a Ceggia di Giuliano De Seta. Corretto? Sì, è corretto, e mi lasci dire un'ultima cosa, proprio un invito a partecipare a quest'ora di sciopero proprio in solidarietà e per mettere sotto la lente di ingrandimento il tema degli infortuni e degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro. Grazie segretario per essere stato in nostra compagnia, le auguro una buona giornata e un buon weekend. Arrivederci. Allora, vediamo se è già collegata con noi la dirigente del Max Planck di Treviso. Sì, la vedo collegata. Buongiorno Emanuela Poll, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, lei ci sente? Buongiorno. Eccola, sì, buongiorno, Noi grazie. non vi sentiamo. Benissimo. Ci sente? Non la sento. Non sente. Allora chiedo alla regia di mandare in onda un servizio, così intanto ci diamo il tempo di sistemare magari qualche problema tecnico. Il servizio della redazione di Treviso legato ai controlli sugli autobus, e allora l'avevamo preparato e realizzato dalla redazione di Treviso. Vediamo se riusciamo a mandarlo in onda e poi a collegarci ancora con la preside dell'Istituto Tecnico Industriale Max Planck di Treviso per parlare di alternanza scuola-lavoro. Io li ho visti con i miei occhi, stanno là ad aspettare l'ultimo autobus e sono
invitati dai nostri agenti a salire in autobus e tante volte magari cercano la linea piuttosto che le navette e questo ovviamente incide anche sui tempi di arrivo alle scuole. Ha smesso i panni di presidente per confondersi con i pendolari che ogni giorno montano sugli autobus e, trasformato quasi in 007 del trasporto pubblico, ha finalmente capito perché, nonostante i calcoli, continuasse a ricevere lamentele sui servizi scolastici. Noi abbiamo parecchie proteste o telefonate di genitori e ogni volta noi andiamo a verificare. Diciamo che abbiamo assestato tantissimo, ma insomma c'è anche un problema che gli studenti devono gioco forza a darci una mano e salire sui primi autobus, non sugli ultimi. Insomma, altro che autobus sottostimati e corse affollate, sono i ragazzi che aspettano l'ultima corsa utile per poi accalcarsi pur di arrivare a scuola. E questo nonostante gli inviti del personale quotidianamente dislocato sulle principali fermate. Che non prendano l'ultimo autobus, perché l'ultimo autobus magari arriva appena nell'orario previsto con la scuola e quindi magari succede che c'è qualche intoppo di circolazione e quindi si arrivano in ritardo. Il sospetto è che molti ragazzi puntino a saltare giustificati la prima o le prime ore di lezione. Per questo Collardon vuole andare oltre, così manderà tra gli studenti dei suoi agenti speciali per eliminare il problema nei luoghi e soprattutto nelle scuole dove i ragazzi si attardano maggiormente. Sono degli agenti accertatori che vanno a verificare i flussi e quindi vanno a verificare anche i carichi degli autobus. Allora, siamo in grado ora di collegarci con la dottoressa Emanuela Poll. Buongiorno preside. Buongiorno a voi. Eccoci, ben ritrovata. Siamo contenti di essere riusciti a ripristinare il collegamento. Allora, senta, ci spiega esattamente come funziona l'alternanza scuola-lavoro. Poi voi, essendo un istituto tecnico industriale, avete attivato diversi percorsi anche di questo tipo. Come funziona? Noi abbiamo parlato ovviamente del caso di Giuliano De Seta, adesso con il segretario della CGIL sappiamo che tra gli indagati c'è anche il professore tutore, la dirigente. Abbiamo parlato con la dottoressa Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, che ha detto ovviamente è un atto dovuto perché l'indagine possa avere maglie più larghe possibile. Ma dal suo punto di vista, di una dirigente, intanto che impatto ha avuto questa notizia di questa morte tragica anche sui suoi ragazzi che dovranno fare percorsi di alternanza scuola-lavoro? È chiaro che la notizia è tragica e riguarda tutto il mondo della scuola, quindi ci siamo sentiti addolorati tutti quanti e preoccupati. Personalmente credo che ci sia del buono in questo tipo di esperienze e che quindi vada cercato veramente il sistema per fare in modo che i ragazzi abbiano la possibilità di fare questa esperienza, di misurarsi direttamente con il mondo del lavoro in assoluta sicurezza. Per questo si investe molto nella formazione. Per noi la formazione dei ragazzi sul tema della sicurezza inizia molto presto, inizia già nel biennio, proprio per dare tutta una serie di strumenti che possano accompagnarli. Poi va stretta veramente un'alleanza con le aziende e quindi il rapporto tra il tutor aziendale e il tutor scolastico è fondamentale. Sicuramente le aziende, e devo dire che nella nostra esperienza, almeno finora, non abbiamo mai visto che le aziende considerino questi ragazzi forza lavoro, anche se il contributo che portano è significativo. E quindi però bisogna parlare preventivamente per evitare situazioni di pericolo. Faccio per dire niente trasferte, niente situazioni nelle quali appunto per le quali i ragazzi sono, come dire, inadatti e impreparati. Ecco, il dialogo preventivo scuola-aziende è sicuramente fondamentale. La convenzione poi che stipuliamo con queste aziende deve regolare nel dettaglio tutti questi aspetti. Ecco, lei ritiene quindi che per come l'alternanza scuola-lavoro è normata non ci siano margini, diciamo, di errore? Oppure invece no? C'è qualcosa che va colmato nella normativa oppure no? Ma io credo che come tutte le esperienze umane siamo nell'ambito dell'errore comunque
La normativa in realtà presenta delle linee guida anche molto chiare, però ripeto, poi le iniziative camminano sulle gambe degli uomini, pertanto bisogna appunto instaurare questo dialogo. Instaurare il dialogo significa perdere molto tempo, perché le aziende devono trovare nella scuola un interlocutore con il quale parlare direttamente di ciò che a loro serve, ma la scuola a sua volta deve trovare nell'imprenditore delle orecchie attente a capire i limiti. Ecco, dove questo dialogo si riesce ad attivare, ovviamente ne deriva una convenzione dettagliata e poi l'esperienza funziona. Ecco, immagino, spero che quello che è accaduto non abbia fatto venire voglia a nessuno, ad esempio dei suoi ragazzi, di fare un passo indietro, cioè ha trovato ragazzi giovani un po' più spaventati. È chiaro che anche loro sentono le notizie e ne risentono, però anche qui non li ho trovati più spaventati del solito, forse, come dire, sanno che la scuola è in grado di mettere in piedi un sistema pesante, se vogliamo, perché, come ripeto, implica anche molte ore di formazione preventiva, però è un sistema che paga poi alla lunga, quindi anche qui stiamo in dialogo con i nostri ragazzi, perché bisogna appunto parlarsi. E devo dire, finora le esperienze al massimo di richiamo che abbiamo avuto sono state più relative a mi mettono a fare una cosa tipo le fotocopie o dei compiti che per loro non sono all'altezza, no? Secondo loro, di quello che si aspettano, oppure appunto ci è capitato che ci dicano domani mattina parto e sto fuori 2 giorni perché andiamo nel cantiere tal dei tali, e lì subito il tutor dice no, fermi tutti, ecco. Questo tipo di esperienze lo abbiamo vissuto, però ecco, per il resto finora siamo andati bene, insomma. Tra l'altro l'alternanza scuola-lavoro è stata definita un po' il futuro, no, dei percorsi, anche e soprattutto quelli altamente professionalizzanti, perché si è visto, e ce l'ha appena testimoniato anche lei, la bontà di questo approccio, nuovo approccio allo studio, uno studio che si impara facendo sostanzialmente. Sì, diciamo che siamo in linea con quelle che sono le nuove frontiere della didattica, che parlano di competenze, di compiti autentici, quindi diventerebbe un depauperamento togliere questo tipo di percorsi. Ho visto delle anticipazioni su quella che è la riforma degli istituti tecnici, che è tra gli obiettivi del PNRR, e si parla di continuum tra scuola e mondo del lavoro, e lo si deve prendere dalla parte più nobile di questo termine, cioè, come dicevo, un'esperienza vera, un'esperienza di misurazione con un contesto reale. Quindi io credo che veramente non andiamo verso una cancellazione dell'esperienza. Bisogna imparare dagli errori, bisogna capire in ogni tragedia che cosa c'è dietro, però mi pare di poter dire che negli ultimi mesi, forse nell'ultimo anno, i casi di infortuni sul lavoro, a prescindere dall'alternanza scuola-lavoro, sono in aumento. Questo è un grido d'allarme del mondo del lavoro, cioè deve portare ad una verifica delle condizioni di sicurezza, perché allora qualcosa non va, dobbiamo capire da che parte. Questo ha poi chiaramente ripercussioni sulla nostra esperienza, però torno a dire, non priviamoci di una esperienza che risulta veramente fondamentale. Studiamola e approfondiamola, ma manteniamola. Grazie. Ecco, volevamo chiarire, no, e avere il punto di vista di una scuola proprio su questo. E a questo proposito io approfitto anche della sua presenza, visto che insomma la scuola è iniziata davvero da poche settimane, per provare a fare un primo bilancio. È una scuola pre-Covid, una scuola senza mascherine, una scuola dove finalmente torna il compagno di banco, ma stiamo vedendo come i casi di infezione insomma in qualche modo stiano un po' tornando a salire. Siete preoccupati? Questa cosa potrà in qualche modo modificare anche i protocolli che adesso state utilizzando? Io
mi auguro di no. Non nascondo che insomma abbiamo già una trentina di casi su 1300 studenti e mi pare 5 docenti, quindi per 2 settimane insomma è già un bottino importante. Quello che mi auguro è che diventi la forma influenzale del nostro tempo, insomma, e che quindi noi possiamo veramente studiare delle modalità di convivenza con il virus, perché abbiamo tutti visto che cosa comporta la scuola con le restrizioni Covid, i grandi danni che si provocano sulla didattica sicuramente, ma quello che mi preoccupa di più è sulla psicologia e sullo sviluppo dei nostri ragazzi. Quindi ora come ora cerchiamo veramente di gestire come normale questo momento. Posso dire che vedo aumentare il numero di docenti che quotidianamente utilizzano la mascherina a prescindere dai casi Covid. Ecco, questo è sicuramente una tutela fatta in assoluta libertà, anche questo è una forma di consapevolezza, quindi mi auguro che ci limiteremo a questo. È interessante quello che lei ci sta raccontando, in qualche modo nessuno vuole tornare indietro nonostante la scuola e la DAD abbiano insegnato molto, abbiano dato competenze tecnologiche magari ad insegnanti che non ne avevano, e quindi sicuramente è una scuola che ha imparato, però nessuno vuole tornare indietro, quindi piuttosto si utilizza una mascherina per tutelarsi, ma ecco, la scuola deve tornare e continuare ad essere sempre e comunque aperta. Mi pare di capire che insomma ne è convinta anche lei. Immagino abbia trovato studenti più motivati anche per questo. Direi di sì. Se vuole, diciamo che ho trovato anche dei docenti assunti un paio di anni fa che non ho riconosciuto, questo per dire quanto la mascherina trasformi veramente, e nel momento in cui me li sono visti davanti senza la mascherina ho avuto un attimo di titubanza. Ma questa lo racconto come aneddoto per dire quanto l'espressione proprio sia fondamentale, cioè dagli occhi non si deducono poi molte altre cose che sappiamo bene quanto sono importanti in una relazione. Quindi ecco perché forse stiamo facendo tutti degli sforzi per fare in modo che la scuola in presenza possa assolutamente continuare. Senta, in ultima battuta, in apertura di questa edizione del telegiornale ci siamo collegati con Christian Arboit a Cessalto, in qualche modo all'altezza del casello autostradale c'è stata una manifestazione molto toccante questa mattina per riportare l'attenzione sulla sicurezza stradale. So che le scuole stanno facendo molto per la sicurezza stradale, perché abbiamo visto davvero troppe vite spezzarsi, soprattutto di giovani ragazzi, perché la velocità era troppo elevata o perché si utilizzava il cellulare alla guida. So che lei conosce bene questo problema, il suo come tanti altri istituti insomma ha avuto momenti di difficoltà e di sofferenza. Che cosa si fa in una scuola per la sicurezza stradale e secondo lei, proprio da preside, quanto alta è la percezione del pericolo dei ragazzi oggi? Quanta consapevolezza c'è? Ecco, questa è una bella domanda. Non conosco esattamente la risposta, ma la sensazione è che ci sia una sottovalutazione del pericolo. Da un lato è tipico di questa età, noi sappiamo quanto si viva nella fase adolescenziale quella sensazione di onnipotenza, però direi che negli ultimi tempi forse si è un po' accentuata questa superficialità, questa scarsa valutazione del pericolo. La provincia, che in anni passati faceva tantissime iniziative su questo, è ritornata a sensibilizzare la scuola e a offrire il suo supporto proprio su questo tipo di percorsi. E io ho avuto modo di invitare i coordinatori di classe a portare nel primo consiglio di classe, che è previsto appunto all'inizio del mese di ottobre ogni anno, a portare proprio questi obiettivi all'interno del percorso di educazione civica, in qualche modo modificando un po' il curricolo, perché questa è diventata
emergenza e soprattutto nelle classi del triennio vorremmo puntare molto all'acquisizione di una sensibilizzazione maggiore. Ecco, insomma ci tenevamo a toccare anche questo tema, dato davvero il ruolo davvero importante delle scuole come agenzie educative per i nostri ragazzi. Preside, grazie per essere stata con noi. Noi ci tenevamo a toccare il tema dell'alternanza scuola-lavoro e capire anche insomma, con il Covid, che pare stia rialzando la testa, qual è la percezione che avete insomma, anche come dirigenti scolastici di fronte a quello che potrebbe tornare ad essere un problema, ma che appunto, come lei ci sta raccontando, andrà gestito e siete pronti a farlo. Grazie Emanuela Poll. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci e buona giornata anche a lei. Un saluto a tutti i suoi insegnanti e un buon lavoro per questo nuovo anno scolastico. Noi in chiusura ci colleghiamo con il nostro Mirko Cavallin a Possagno. In occasione del bicentenario della morte di Antonio Canova c'è la presentazione delle iniziative che culmineranno proprio tra pochi giorni. Vediamo, a te Mirko. Buongiorno da Possagno, alle mie spalle il Museo Gipsoteca e la casa natale di Antonio Canova. È ancora in corso la conferenza stampa di presentazione delle iniziative che culmineranno il 16 ottobre, data della sepoltura del grande scultore e artista trevigiano, una giornata che vedrà la presenza del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, per la Santa Messa nel Tempio, la chiesa parrocchiale di Possagno. Alle 12:30 ci sarà l'inaugurazione della casa natale di Antonio Canova, che ha subito un importante lavoro di restauro e di sistemazione dell'illuminazione e dell'impianto elettrico. Nella serata dello stesso 16 ottobre la Lectio Magistralis del professor Vittorio Sgarbi, che è presidente della Fondazione Canova. Sarà presentato anche un video Canova, la sua musica e la sua danza. Tra le novità presentate questa mattina anche la nuova versione del sito del museo, museocanova.it, che sarà online dal prossimo 28 di settembre. Sono in corso ancora molte iniziative. La mostra di Treviso, Canova Gloria Trevigiana, è stata prorogata fino al 2 ottobre e alcune sezioni saranno visitabili fino al 1 di novembre. A metà ottobre aprirà invece a Bassano Io Canova Genio Europeo. Sarà un anno ricchissimo di iniziative e che si prolungheranno appunto per tutto il 2023. Si è parlato del restauro e della messa in sicurezza della seconda e della terza campata dell'ala ottocentesca della Gipsoteca e, come detto, anche del restauro della casa grazie all'intervento di un privato. La mostra Canova il dolore, la Stele Mellerio è stata prorogata fino al prossimo 8 di gennaio e per quanto riguarda i progetti di visita al pubblico ci sarà anche una nuova audioguida e molti percorsi di inclusione e di accessibilità, grazie, si spera, anche ai fondi del PNR. Per questo è stata presentata una domanda al bando. Di questo poi parleremo più ampiamente in un servizio nell'edizione di questa sera. Per il momento da Possagno è tutto, linea allo studio. Grazie Mirko Cavallin, grazie per questo contributo. Allora siamo davvero in chiusura, oggi giornata di silenzio elettorale, domani le urne apriranno alle 7 del mattino. Vi dico soltanto che alle urne sono attesi 51 milioni di cittadini, per 2,6 milioni sarà la prima volta all'estero chiamati al voto in 4,7 milioni. Io ringrazio Renato Capoia e Mattia Pizzaia in regia per questa edizione, vi do appuntamento ai nostri notiziari. Con il TG del Veneto si parte alle 18:30, ora è tempo di pubblicità. Grazie, arrivederci.